capirà e poi mi dirà che ci sta. Io sarò dolcissimo perché il suo amore è un miracolo. Quindi qui da me lei verrà perché solo a me amerà. Buongiorno, buongiorno, vi presento subito due graditissimi ospiti, Antonella Tocchetto, avvocato e consigliere comunale a Treviso, e abbiamo anche collegato Nicola Dalla Pasqua, vice responsabile del gruppo di Treviso Amnesty International. Grazie anche a Nicola Dalla Pasqua. Allora, come va? Tutto bene? Tutto a posto, grazie Mirella. Benissimo. Allora, avvocato Tocchetto, con lei invece questa mattina dobbiamo parlare di tante cose, di femminicidi, del fine vita, della città sicura. Io quello che continuo a dire davanti sempre alle telecamere, naturalmente, per far capire, anche perché cerco di mandare un messaggio positivo e non di terrore e di paura, se no non ne veniamo fuori. Già i diversamente giovani sono terrorizzati di uscire dopo le 17 perché hanno paura del diverso, perché questo è il messaggio che passa, anche se dobbiamo tenere le antenne sempre dritte, questo no. Però mi sembra di vivere una città sicura. Questa è la mia città, la mia Treviso, dove io anche alle 11, anche a mezzanotte di sera esco o torno a casa e non sento questa pressione di paura. Magari ho più paura alle 15, dove io sono stata anche rapinata, lei lo sa, alle 15 del pomeriggio, perciò non è che ci sia un orario preciso dove tu devi aver paura. Però vorrei mandare anche un messaggio, perché mi sembra che abbiamo aperto l'anno intanto con 5 già femminicidi, primo, e secondo di essere un po' ottimista. Fra poco speriamo arriverà la primavera, la gente ha bisogno di uscire, di socializzare, se no come facciamo a fare comunità? Fate comunità, sì, ma se mandiamo sti messaggi di paura, di terrore e di attenzione a tutto, specialmente il colore diverso, non ne veniamo fuori. Cosa ci dice, avvocato? Allora, intanto buongiorno Mirella, buongiorno ai telespettatori, è sempre un piacere venire a questa trasmissione. Allora, posso iniziare con una battuta che ieri sera in piazzetta Sant'Andrea, nel centro della città, alle 19 mi hanno rubato la bicicletta, ma è una cosa abbastanza, come dire, frequente. Allora, sicuramente la nostra città non ha le problematicità di città grandi come Roma, come Milano, dove la sicurezza è un po' più, come dire, un po' più difficile da poter avere. Certamente bisogna stare attenti, perché anche la nostra città, seppur piccola, è una città composita. Ci sono, ormai è una città multiculturale, e con questo non voglio assolutamente dire nulla, perché molto spesso si individua l'insicurezza con la presenza degli extracomunitari. Assolutamente no, perché ci sono delle persone degnissime che valgono 100.000 volte più di me, e questo lo voglio sottolineare. Certo che in tutte le città ci possono essere dei problemi di criticità. Noi abbiamo sempre individuato, noi da sempre,
ma non da adesso, dagli anni 2020, da sempre la zona della stazione è sempre stata un po' critica. Abbiamo, come dire, segnalato anche al sindaco di Treviso le problematicità dei giovani che il sabato un po' si sfogano, sempre zona via Roma, più o meno, Piazzetta Sant'Andrea, zona via Roma, quelle sono le zone più critiche. Abbiamo anche suggerito al sindaco che non serve solo la repressione, perché vediamo che non serve niente e nemmeno nei femminicidi, ma bisogna fare educazione, oppure ci vorrebbero degli operatori di strada. Questo è indubbiamente importantissimo. Certo che tutti i cittadini, ma da Treviso ad Altivola, a Montebelluna, a Roma, a Palermo, a Napoli, devono stare attenti. Certo che le difficoltà di Montebelluna non possono essere paragonate a quelle di Napoli, questo me ne rendo conto, ma insomma un po' di attenzione, perché i malintenzionati ci sono ovunque, bisogna averla. Però con questo anche a me capita molto spesso di tornare a casa dopo il lavoro, perché magari andando, come dire, facendo un po' di politica, a volte recupero il lavoro in studio la sera, torno magari alle 22, 23:30 a casa in bicicletta e insomma non mi è mai veramente successo niente, per fortuna, quindi bisogna avere attenzione. Ci sono però appunto delle zone critiche, ripeto, che sono quelle della zona della stazione, che è un po' in tutte le città, perché a me scapita spesso per questioni di lavoro di andare a Vicenza e spesso vado in treno perché non mi piace tanto guidare in autostrada, e la zona della stazione, quando io prendo l'autobus per andare in tribunale, mi capita, ma non alle 9 di sera, ma anche alle 10 della mattina, di trovare delle situazioni di grande criticità. Quindi sono un po' zone particolari. Attenzione, ma non facciamo casi più grandi. Però gli operatori di strada, per aiutare i ragazzi che il sabato pomeriggio non hanno nulla a che fare che scagliarsi tra di loro, far gruppo, e magari se andassero nelle ISDRA a far compagnia agli anziani sarebbe molto meglio, e forse questo sarebbe utile avere. Sentiamo anche la versione di Nicola Dalla Pasqua, anche lui che vive a Treviso, ma soprattutto che vive nel mondo. Ecco, come commenta Dalla Pasqua? Allora, io mi posso riferire magari fare un discorso, come dicevi tu Mirella, un po' più generale, nel senso che, ad esempio, è riferito al tema particolare della violenza sulle donne. Amnesty ha avviato da circa 3 anni una campagna dal titolo "Io lo chiedo", per chiedere una modifica del codice penale italiano, nel senso che oggi il codice penale italiano, le condanne per violenza sulle donne si basano esclusivamente appunto sull'uso della forza e della violenza. Amnesty vuole modificare questo, diciamo, questo dato di fatto e introdurre il fatto che si è introdotto il concetto del consenso. Quindi, voglio dire, c'è il consenso, ok, non c'è il consenso, qualsiasi cosa, giustificazione tu possa dare, non vale. Questo anche nell'ottica di sondaggi che sono stati effettuati, ma anche di rilevazioni proprio dell'Istat, voglio dire, quindi non l'ultima ente in Italia, che hanno rilevato ancora molta criticità nella sentire comune, nel senso classico: se l'era cercata, ma guarda come era vestita, era ubriaca o era drogata, quindi se l'è cercata. E quindi tutta una serie di giustificazioni che purtroppo dobbiamo ancora sentire in alcune sentenze che vengono emesse appunto dai tribunali, con giustificazioni che, se non fosse un argomento, diciamo, della massima serietà, sono risibili, voglio dire. Quindi ecco, dobbiamo, come si diceva anche prima, anche in questo senso fare un lavoro culturale, quello che anche Amnesty, anche con le scuole, che è una delle attività che noi conduciamo da sempre, insomma da quando esistiamo, che è proprio un lavoro culturale di educazione ai diritti umani, e quindi in generale, ecco, di portare i ragazzi, diciamo, verso concetti di
di rispetto e di educazione ai diritti umani, appunto. Ecco. Molto Quindi, chiaro Nicola, molto chiaro e grazie perché sono parole importanti. Ecco, culturalmente bisogna crescere, cominciando dai ragazzini, dalle scuole, ma non solo. Da queste famiglie non si riesce a capire se ci sono o non ci sono i genitori o se questi genitori stanno giocando da un'altra parte, non accorgendosi di quello che succede in famiglia perché continuano a mettere la polvere sotto il tappeto e non voler vedere. Abbiamo in linea Rinaldo, eccoci qua Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto l'avvocato Tocchetto che lo vedo sempre volentieri anche per il suo impegno politico. Grazie. Brava. E dopo cosa dire? Mia Treviso, di 50 anni che vengo e sono sempre fuori di notte. Non ho mai avuto nessun problema. Conosco tantissima gente. Andavo via con Panto, andavo in isola da Panto, dove è morto. In isola, andavo con Zanata, mio amico, che ha un aeroporto a vicino. Vabbè, ma non fuori di notte a casa sua, in via Bensi, dove che c'è vicino alla villa di un amico mio, andavamo 4-5 volte a settimana e non ho mai trovato niente a che fare. Andavamo in beccarie, ma andavamo dappertutto. Ma è una città non tranquilla, ancora di più. Dopo c'è logico, vede sempre un fiato di gente che va in cerca, basta non ascoltarli o essere assieme, sentire da solo, ma se l'andasso di tutto qua. Perché in questo momento noi altri grandi cosa siamo Dio dare ai fiori, cosa gli insegniamo? È un mondo diverso di più di una volta. Ma il fatto che abbiamo tutto, non siamo più buoni a contentarci di niente, capiamo le robe a modo nostro, vale al Veneto, era tutti i democristiani, tutti i paesesi, adesso siete tutti fascisti, non so se possa andare bene una roba del genere. Pensa a chi se avevamo bisogno di Mussolini, ed è un altro discorso. Da in modo per parte Treviso sia super pulita e anche tranquilla. Dopo ti puoi trovare che discorsi, paga per trovare da Valuffano cosa, bisogna che ti vada in cercano, nel senso che delle volte se uno ti dà un sbaglio, una stenta o cosa, ti va dritto per l'autostrada e si finito. E mi fa una città tanto sicura. Indubbiamente la zona della stazione, ma non quella di Treviso, tutte le stazioni è un ritrovo dei sbandai, perché si può stare al caldo, poi tanti motivi, ti capisco? Purtroppo è così. Comunque Treviso è una bella città, ricca e tranquilla. Ciao Grazie. Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Oggi si discute anche, oltre a parlare di sicurezza, vorrei parlare anche del fine vita, perché oggi in regione è l'unica regione italiana che dovrà decidere e prendere una decisione, si dare questo consenso della persona che deciderà di dire basta, non voglio più vivere in queste condizioni, ecco il diritto al consenso mio della mia vita, o se qualcuno ha in mente qualcos'altro. Come la vede, avvocato Tocchetto, questa situazione dove anche questo presidente della regione si è schierato a favore, andando contro anche il partito che invece è contrario? Infatti abbiamo visto le votazioni e molti hanno votato sì, ma altri hanno votato no. Ecco, come si lega questa cosa in Lega? Perché di solito era solo un unico pensiero e guai chi sgarrava. Allora, mi sono molto stupita dell'atteggiamento del presidente Zaia su questa vicenda. Sono tra l'altro contenta che il Partito Democratico voterà a favore, anche se c'è una consigliera, la consigliera Bigon, che anche per questioni sue etiche probabilmente non parteciperà al voto. Io penso che sia una legge, anche se ci sono queste, come dire, giustificazioni che non ci sarebbe la competenza regionale. Io invece sono molto contenta che il Veneto decida in tal senso, perché i cardini di questa legge sono 4 ed è bene essere chiari, perché anche ieri sera nella trasmissione di Rete Veneto ho sentito delle difese che secondo me di rappresentanti politici non erano giuste, poi si arriverà ad uccidere tutte le persone anziane. Non funziona così. La legge, per quello che ho potuto leggere, è molto chiara. Bisogna avere una patologia irreversibile,
una grave sofferenza fisica e psicologica, quindi il caso Geller mi pare che sia chiarissimo, una dipendenza, un attaccamento alla vita solo attraverso un sostegno meccanico, quindi se lo tolgo muoio, e una capacità anche di poter essere comunque in grado di decidere. Ieri mi è piaciuta tantissimo a Focus la Morena Martini, che secondo me è sempre molto lucida, nella quale ha portato l'esempio di un paio di ragazze di 40 anni che purtroppo hanno una SLA avanzata e in entrambi i casi una non muove più nulla se non gli occhi e l'altra la testa, e hanno chiesto di poter avere un trattamento. Quello non è più una vita, quindi non è che, voglio essere chiara con i telespettatori, non è che la legge porta le persone ad ucciderlo perché sono vecchie, ci vogliono queste 4 caratteristiche che ho detto prima, però unite anche a una volontà e quindi capacità di poter decidere. Se uno non è in grado di decidere, non decide un altro per lui e non viene applicato questo trattamento. Quindi i casi sono molto chiari e io spero veramente che stamattina o oggi pomeriggio, quando si voterà, questa norma passi, perché è un segnale che viene dato anche al Parlamento che finalmente dovrebbe legiferare. Abbiamo Elga da Rovigo. Ciao Elga. Ecco, è caduta la linea, mi dispiace, vediamo di riprendere. Ditele però che rimangano in linea, perché sennò... Allora, Nicola Dalla Pasqua, vice responsabile del gruppo di Treviso Amnesty International. Tu invece che vai nei paesi dove si cerca di vivere e non di morire, tu che sai benissimo, ecco, la dimensione dell'essere umano, questa fatica non a vivere ma a sopravvivere, perché non hai da mangiare, non hai niente di niente, eppure cerchi la vita. Però la vita è mia. La vita me l'ha data, come io ho avuto diversi parroci, preti che hanno detto è un dono di Dio, sì, ma nel momento che tu mi dai questo dono, il dono diventa mio e faccio quello che voglio di quel dono perché me l'hai donato. E chi sei tu per decidere della mia vita? Per quanto importante politico, per quanto importante anche come pensiero che può essere cattolico, cristiano, ma anche laico, chi sei tu per decidere se io devo morire o io devo vivere? Ma questo vale anche nel mondo, quando vediamo questi bambini che muoiono di fame perché non arriva il cibo e qua lo buttiamo via, perché questo funziona. Non ci sono i banchi alimentari per supportare la fame e le difficoltà, perciò c'è qualcuno che decide anche là chi deve vivere e chi deve morire, perché questa, guardiamo anche con i vaccini. Cosa vuoi dire, Nicola? Ma guarda, allora io sul tema specifico, anche come Amnesty, diciamo, non è che abbiamo una posizione, però ti posso dire ad esempio che lo scorso 10 dicembre è stato il 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è il documento sul quale si basa tutta l'attività di Amnesty International. E nella Dichiarazione Universale, appunto, che è stata fatta proclamata nel 1948, venivano enunciati moltissimi diritti, da quelli base, quindi il diritto al cibo, il diritto alla salute, e poi altri diritti cosiddetti sociali e politici, insomma, quindi la partecipazione all'attività sociale e politica della comunità, la libertà di espressione e così via. Qua stiamo parlando di diritti, nell'esempio che hai fatto tu, diciamo, dei bambini, appunto, classico esempio che facciamo, che non hanno di che mangiare, è proprio un diritto basilare, quindi il diritto alla sopravvivenza e allo stare a questo mondo per poter poi esercitare questi diritti. Loro non hanno purtroppo alcuna possibilità di esercitare alcun potere, perché se arriva il cibo magari riescono a sopravvivere, se non arriva muoiono. Nicola, ti fermo un secondo perché è ritornata Elga, se no mi ricade la linea, tanto sai come funziona. Vai Elga, ciao. Ciao Mirella, sono Elga della provincia di Rovigo, ciao, come va? Bene, grazie. Tu? Come va? Io ho l'influenza, sono in casa. Io ho l'influenza, Mirella. Sì. Ho l'influenza, sono in casa con l'influenza.
Prego, sì. prego, cosa vuoi dire questa mattina? Salutami tanti i tuoi ospiti e ho festeggiato il compleanno oggi. Sto festeggiando il compleanno oggi. Tanti auguri allora da tutta Sveglia Tutto a Veneti. posto, dai, tutto bene. E ho festeggiato il compleanno oggi, sto festeggiando il mio compleanno. Salutami tutti i tuoi ospiti, sai? Grazie, ciao, Mirella, grazie. buona giornata. Ciao. Ecco, ciao, ciao Elda. Allora, questa dimostrazione, e dopo finiamo anche con Nicola della Pasqua, è essere vivi, far sentire la voce. Ecco, avete sentito? Oggi è il mio compleanno, ve lo dico. Ecco, quanto importanza è l'ascolto. Ecco, loro non si sentono nessuno, ma si sentono vivi perché qualcuno li sta ascoltando. Un abbraccio. Vai Nicola. Sì, niente, volevo brevemente allora concludere quello che stavo dicendo, appunto che nella maggior parte delle persone purtroppo a questo mondo che non hanno il potere di esercitare i loro diritti perché questo esercizio dipende dalla volontà di altri. Noi abbiamo, e qui esprimo, come ho detto anche prima, un parere personale, ma che però dopo si entra in connessione, diciamo, anche con i diritti stabiliti dalla Dichiarazione Universale e quello che è il lavoro di Amnesty, la possibilità di esprimere un nostro volere, un nostro, come si può dire, la nostra parola riguardo a quello che è un momento fondamentale della nostra vita. Per cui io senz'altro dopo l'ideale sarebbe poter decidere prima e quindi acquistare anche una maggiore consapevolezza, nel senso di magari parlare anche di più di questo concetto di morte e quindi non aver paura poi di affrontarlo anche prima che dopo si presenti il problema. Quindi magari una persona che possa esprimere anche prima di poter avere dei problemi di salute che gli impediscono poi di comunicare in maniera chiara con l'esterno, di poter decidere chi, magari la persona che poi potrà decidere per suo conto o cosa fare in determinate situazioni, insomma. Certo, nella particolare situazione che adesso è stata enunciata prima di questa votazione che ci sarà in Regione, insomma, io senz'altro con tutte le prerogative, insomma, che sono state enunciate prima anche da Antonella, insomma, io la ritengo comunque una cosa di civiltà, ecco, per cui io dal mio punto di vista, insomma, sono senz'altro favorevole. Comprendo che poi ci possano essere comunque delle ritrosie che però, insomma, dal mio punto di vista spero vengano superate. Allora andiamo a sentire proprio cosa hanno detto le persone intervistate, andiamo a Treviso e sentiamo cosa hanno detto. Io sono a favore di questa legge perché secondo me è giusto che una persona abbia anche questa possibilità, soprattutto per evitare che ricorra ad altri metodi non legali. Bisognerebbe dare a qualsiasi cittadino la libertà di fare quello che vuole, quindi io sarei a favore. È una scelta molto personale, quindi secondo me dovremmo dare la possibilità a chi vuole fare questa scelta. Io sono pienamente d'accordo sul fatto che una persona possa decidere del suo destino e quindi anche della sua morte. Penso che in condizioni estreme sia meglio avere una risoluzione così piuttosto che continuare a soffrire. È giusto che uno possa morire come vuole. Aiutare chi sta soffrendo a non soffrire più. Questo è il concetto che io penso, perché ci sono situazioni che vanno proprio accompagnate. Il Veneto è l'unica regione in Italia a trattare questo tema, spiega il governatore Luca Zaia, a fronte di una richiesta civile e legittima di migliaia di cittadini. Sarà una giornata storica se passeranno i favorevoli, ma qualcuno la pensa diversamente. Sono assolutamente contraria. Anche perché non si può chiedere a un medico di uccidere, perché è questo di cui si tratta. E la sanità ha altri bisogni molto più urgenti, prima vengono quelli. In ogni caso
tutta questa teoria del fine vita, farla finita prima, non tiene conto della dimensione religiosa, che la vita continua e dopo bisogna anche rispondere dei propri gesti, non è che con la morte finisce tutto, è un grande inganno, è un errore, quindi la vita va accolta tutta fino alla fine. Al massimo si possono accettare le cure palliative per alleggerire il dolore, ci sono. Allora, Antonella Tocchetto, come commenta questo? Abbiamo sentito i pareri della maggioranza dei cittadini, io sono convinta che forse qualcuno dovrebbe andare a vedere cosa vuol dire il fine vita e come vivono certe persone, perché io li vedo parlare ma non li vedo in nessun posto, specialmente i politici, a vedere come si vive con un vegetale, cos'è un vegetale, perché di questo stiamo parlando, oppure di malati di SLA che muovono solo gli occhi. Io li ho fatti anche vedere perché noi abbiamo anche cercato di aiutare una persona che non c'è più, Mauro, voi vi ricordate, sono andata personalmente a casa, e non solo Mauro, ma poi vi rifarò vedere. Quello che preoccupa è che qualcuno non riesce a capire che la vita, almeno io la penso così, voglio sentire l'avvocato, è mia. Tu stai decidendo della mia vita non dandomi il diritto di fare quello che voglio io, perché è la mia vita, sono io che devo decidere cosa fare, se vivere o meno vivere dopo, come ha spiegato molto bene l'avvocato, perché sono chiari le leggi e i presupposti per dire al fine vita. Non è che uno dice voglio morire e muoio, calma, ma momenti veramente particolari posso decidere io cosa fare, se soffrire ancora o non soffrire più. Prego. Allora, ci sono 3 cose da dire in modo molto chiaro. Uno dei punti importanti della legge è la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, quindi quello che muove solo gli occhi, adesso ci sono degli strumenti per farli parlare, può dire, se è consapevole ed è ritenuto, molti hanno la SLA ma sono più lucidi di me, che non vuole più vivere in quelle condizioni. Primo punto. Secondo punto, l'ultima intervista della signora, lei la pone sul piano religioso, ma la società è multiculturale, cioè chi è religioso, chi è laico, chi è agnostico, chi è ateo, quindi l'ateo la religione non la considera e quindi, come dire, se è capace di prendere decisioni libere e consapevole ma ha una patologia irreversibile, può iniziare un percorso. Terza cosa, cerco di dirla in modo molto chiaro, però per farmi spiegare ai telespettatori. E anche qui è una questione economica e ve lo spiego perché. Ferma perché abbiamo Nadia, se no cade la linea. Vai Nadia. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Sono d'accordissimo con quello che hai detto te. La vita è mia e vorrei decidere io che fine fare, perché se non sono più cosciente, sono inferma in letto là, che aspetto cosa? Se non c'è più niente da fare, preferisco che mi facciano un'iniezione e che vado al mondo di là. Perché guarda, 15 giorni fa abbiamo fatto il funerale di una sorella di mio papà, 6 anni in casa di riposo, era una donna alta 1,75, 1,70, l'ho vista nella cassa, sarà stata 1,20. Una cosa indescrivibile. E vedere una persona in queste condizioni non trovo giusto. Dopo cambiamo discorso. Ieri ho visto l'intervista all'ex ministro Toninelli. Guarda sì, che avrai un altro persona che viene al banco solidale, sì, è vero, perché non ce la fa per la scatoletta di tonno e del salmone, non ce la fa a comprarla, poverino. Grazie, arrivederci. Grazie Nadia, ho sentito le riflessioni di Nadia, prego avvocato Tocchetto, continuiamo. Allora appunto dico è una questione economica e cerco di spiegarmi bene. La procedura del fine vita può essere fatta a tutt'oggi in Svizzera, il pacchetto costa dagli 8 ai 10.000 euro, per cui se io sono ricco
e sono in una delle condizioni di una patologia irreversibile, perché anche là esiste questo. Posso andare in Svizzera, pago la procedura e la faccio finita. Allora, anche qui purtroppo è solo una questione economica, quindi noi dobbiamo fare delle norme laiche, perché siamo uno Stato laico, che consentano di fare delle procedure normandole come l'ho elencato prima. E quindi a quel punto io posso, come dire, usufruire di una norma. Per, come dire, riprendere l'ultimo intervento della telefonata, ecco, io capisco la signora, io tra l'altro sono amministratore di sostegno di alcune persone anziane. Ecco, il caso delle persone anziane non è che passata la legge tutte le persone anziane vengono eliminate, perché il punto principale della norma è una capacità di prendere decisioni libere e consapevole. Molto spesso le persone che sono nelle case di riposo hanno l'Alzheimer, hanno tutta una serie di patologie e in quel caso lì la legge non avrebbe alcuna applicazione. Quindi cerchiamo di essere molto chiari e di non, come dire, fare interpretazioni sbagliate. Però ripeto, a tutt'oggi se una persona ha delle disponibilità economiche e si trova in un grave caso di sofferenza, prende e se ne va. L'intervista che sta girando della signora, quella che poi ha utilizzato il suicidio assistito, non l'ultima veneziana, ma quella prima, in questi giorni sta girando molto, lei aveva una patologia irreversibile e ha deciso di recarsi con Cappato in Svizzera e ha potuto farlo perché aveva la disponibilità economica per farlo. Ecco, non facciamo differenziazioni anche nella sofferenza, perché stiamo parlando di un'applicazione di legge di persone che sono in una condizione di grandissima sofferenza fisica, chi muove solo gli occhi ha dei dolori atroci e hanno delle patologie irreversibili. Quella che muove solo gli occhi non ha speranza di poter camminare. Abbiamo Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano, veloce che devo andare in pubblicità. Sì, buongiorno signora Mirella, io sono d'accordo. La vita secondo me è vita quando sei autonoma e che riesci a camminare, riesci a ragionare. Ma se io sono sotto un letto che non riesco a alzarmi, non faccio niente, mi muovo solo gli occhi, quella non è più vita, quella è guadagnare sulla povera gente che è messa lì su un letto tanto per essere viva. Quella non è vita secondo me. Quindi io sono del parere, finché sono autonomo e che posso riuscire a camminare tutto, quella è vita. Dopodiché quella è la morte di una persona. Quindi io sono d'accordo, chi vuole andare e sa veramente male in quelle condizioni, lo Stato dovrebbe dare le condizioni di poter fare tutto quello che una decide. La ringrazio signora Mirella e buongiorno. Grazie a te Sebastiano, pubblicità. Abbiamo Elidia da Dosson. Ciao Elidia. Ciao Mirella, sono la zia di Mari Casanco. Ah, ciao carissima, ciao. Ciao, ciao. È stato giusto Mirella, 14 anni la Marica. Ah, sì. In coma. Mirella? Sì, sì, ti sento e conosco bene la situazione perché l'ho vissuta. Adesso c'è mia sorella che, figurati, non si rende neanche conto che è mancata. Immagino. Sì, 14 anni Mirella. Lo so. Cosa si può dire di sto coma, di sta gente tenuta in vita? Mirella, cosa dici? Dico che veramente sarebbe ora che qualcuno decidesse di stare zitto e lasciar parlare quelli che veramente sanno del tema, che c'è un business sotto pazzesco che nessuno ha il coraggio di dire, perché ci sono macchinari, ci sono costi, c'è tutto un pool di cose che non vi dicono, ma se andate a vedere le vedete. Io pensate che quando entro come tu Antonella, perché anche tu sai di cosa sto parlando, perché vai, vedi, e quando io guardavo queste persone dicevo, ma se tu potessi parlare cosa mi diresti? Cosa vorresti tu se tu parlassi? Anche perché stiamo parlando di persone che poi non si riconoscono neanche più. C'è un cambiamento, come spiegava molto bene Elga,
che veramente non sai neanche più se è quella persona che tu magari hai le foto, perché è tutta una trasformazione incredibile che avviene nel corpo, ma soprattutto questa sofferenza, questo dolore. Ecco, la SLA, vorrei dire che qualcuno io inviterò, visto che ho tutte eccellenze che vengono a Sveglia Veneta e voi sapete, potete anche confrontarvi. Cosa vuol dire la SLA? Perché qualcuno forse non l'ha bene in mente cosa vuol dire, ecco, avere questa malattia. Vuol dire che tu sei cosciente pienamente dentro una bara. Tu sei dentro la bara, il tuo corpo è una bara e tu sei cosciente, non puoi muoverti, non puoi parlare, non puoi fare assolutamente niente. Allora io vorrei che qualche politico, prima di dire sì o no, almeno andasse a vedere, andasse a verificare quello che è veramente questa malattia, oppure quella sofferenza, come dice Geller, ma voi vi rendete ai vescovi, ma venite a casa mia, venite a vedere cos'è la mia vita, come vivo, anzi lo salutiamo perché non sta bene purtroppo Stefano, e veramente forse capire almeno una volta nella vita che la politica dovrebbe legiferare con un referendum, a mio avviso, perché l'hanno tolto questo referendum, perché sapevano benissimo cosa avrebbero risposto gli italiani. Ci hanno messo le trivelle dove non sapevamo un fico secco delle trivelle, che anzi dovrebbero essere loro a decidere queste cose perché li abbiamo delegati, ma su temi così delicati e importanti, guardate che riguardano le nostre vite, le nostre persone. Qualcuno dovrebbe stare zitto e lasciar parlare le persone e poi si doveva vedere cosa avrebbero deciso. Ma non togliere il referendum perché dava fastidio a qualcuno, perché c'è il Papa, lo Stato, il Vaticano, ma siamo anche uno Stato laico, siamo anche uno Stato diverso da quello che l'ultima intervista, c'è un dopo vita e chi non ci crede magari chi non... Quante persone siamo? C'è chi ci crede, chi non ci crede, però tu puoi decidere della tua vita, questo che voglio dire. Voi volete decidere della vostra vita? Volete che l'ultimo politico che arriva, non sai neanche come è stato eletto, decida della tua vita? Cioè guardate che è una cosa folle. E poi io farò i nomi, perché saranno pubblici, di quelli che hanno votato sì e ne hanno votato no. L'avevo già questo elenco, ma siccome oggi c'è un'altra votazione, vorrei aspettare a vedere se funzionerà così o se andremo da un'altra parte. Comunque Lidia, un abbraccio grande, grande, grande a tutta la famiglia. Avete capito cos'è il dolore anche dopo? Grazie questa Mirella, zia. l'avevi premiata per la miglior mamma, ti ricordi? Le hai dato sì, l'ho premiata, l'attestato. è vero che l'ho premiata, l'abbiamo L'hai premiata. premiata a te proprio. È vero, Ecco. è vero, è vero. Così adesso è persa Mirella. Lo Purtroppo. so. Purtroppo, grazie Mirella. Comunque ti chiamo Lidia, ti chiamo anche per darti un saluto, grazie invece della telefonata. Grazie a te. Allora, adesso vorrei, Nicola, quello che veramente vogliamo anche capire, cosa sta succedendo nel mondo? Tutte queste guerre, noi abbiamo parlato di persone che soffrono per le malattie, ma pensate quante persone stanno soffrendo per le bombe, per queste armi pazzesche che continuiamo veramente a vedere. Sembra di essere a Luna Park ormai. Io sono convinta che qualcuno pensa di essere a Luna Park e non si rende conto, ecco, del disastro che poi la vita umana, quella che viene tolta delle persone normali, delle famiglie, del popolo, che non c'entra niente con i grandi della terra, sono loro, perché i grandi sono al sicuro e loro stanno morendo. Cosa vuoi dire? Com'è la situazione, come la vedi, visto anche su questi mari molto agitati, oceani agitati? Prego. Sì, allora, quello che dicevi tu del Luna Park o dei videogiochi era una cosa, io sono ancora in mente le immagini, le prime immagini dei bombardamenti in Iraq nei primi anni 90 e pareva effettivamente che fosse un videogioco, quindi probabilmente visto da noi vedere un film alla televisione o vedere dei bombardamenti dal vivo poco cambia. Cambia molto ovviamente per quelli che ci stanno sotto. Lo vediamo dalla guerra in Ucraina, lo vediamo da 3 mesi a questa parte, insomma, il conflitto, diciamo la guerra, l'attacco di Israele in Palestina, diciamo, dopo in risposta a quella che era stata l'atto di Hamas del 7 ottobre e quindi quello che sappiamo e che possiamo dire con certezza è che ormai è anche abbastanza di fattor comune coloro che
muoiono, diciamo, per effetto della guerra non sono più neanche i militari, ma sono i civili. L'80%, 85% delle vittime sono vittime civili, ma questo non da pochi anni a questa parte, da parecchi decenni. Le guerre sono sempre fatte poi per questioni di potere, vengono decise per quel motivo, vengono continuate per quel motivo. Poi le persone che ci stanno sotto non riescono neanche a esercitare nessuno dei diritti basilari, cui facevo cenno anche prima, elencati nella Dichiarazione universale, per cui il diritto, appunto, già il diritto al cibo, il diritto alla vita, cioè che è la cosa di base. In 3 mesi nel conflitto israelo-palestinese ci sono state più di 23.000 vittime da parte palestinese e poco più di 1 migliaio da parte israeliana. L'80% sono donne e bambini, cioè parliamo proprio della mancanza di possibilità alla base di esercitare quelli che sono poi i propri diritti, che sono quelli che dicevo prima: diritti all'educazione, il diritto alla salute, il diritto alla partecipazione, insomma, nel consesso civile, quindi far sentire la propria voce. Nicola, una parentesi volevo fare con te. Sì. Donne, bambini, famiglie, pensiamo alle fragilità, a quelli che non riuscivano neppure a scappare perché avevano dei problemi. Ecco, a quelle là nessuno mai li nomina. Pensate quanti ce ne sono dappertutto nel mondo che non riescono neppure a salvarsi perché non riescono neppure a scappare. Quelli nessuno li nomina, sono invisibili. Vedete come certe fragilità sono invisibili anche nelle guerre, perché di queste persone non ne parliamo mai. Ecco, e poi vediamo invece una realtà diversa e ritorniamo qua in Italia, che anche qua siamo invisibili come fragilità, non gliene frega proprio niente a nessuno, basta vedere come vivono certe situazioni anche in certe famiglie, proprio le fragilità, che qualcuno ancora nasconde la fragilità perché si vergogna. Vogliamo parlarne delle fragilità anche in guerra, ma non solo in guerra, anche in pace. Abbiamo Livio, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. Un saluto all'avvocato Tocchetto e anche al rappresentante di Amnesty International. Sì, ecco, non sapevo pronunciare bene le parole. Io sono poco informato. La Chiesa cosa dice a proposito del fine vita? Dopo mi risponderete se faccio un'altra considerazione. Prima questo, volevo sapere da voi maggiori particolari. Poi in secondo luogo la civilissima Svizzera, che diceva l'avvocato Tocchetto prima che solo chi ha molti soldi può invocare il fine vita. E allora che fine fanno quelli che non hanno soldi in Svizzera e che desiderano il fine vita perché la loro vita è diventata insopportabile? Ecco, volevo che di queste due cose che mi teneste informato di come funzionano. Grazie, vi ringrazio. Grazie Livio, prego avvocato Tocchetto. Allora, intanto la Svizzera, buongiorno intanto, la Svizzera ha una normativa tutta a suo particolare sul fine vita che onestamente non conosco molto bene, però quello che riguarda il fine vita, cioè il percorso di fine vita che fanno in Svizzera è sempre legato comunque a situazioni di grande irreversibilità. Quindi vuol dire gravi patologie con pochi mesi di vita davanti, e quindi si può fare questo percorso. Ovviamente la Svizzera, cioè la persona che non può pagare 8-10 mila euro non può seguire questo percorso, però può anche essere che la normativa svizzera, che magari cercherò di capire qual è, sul fine vita abbia posizioni completamente diverse. Per quello che riguarda la questione della Chiesa, ovviamente la Chiesa è contraria, ma ci sta perché è una religione. Ma noi siamo uno Stato laico e nello Stato laico deve essere, come dire, data la possibilità di fare delle scelte a prescindere dalla questione religiosa. Sta di fatto che però ovviamente la Chiesa Cattolica e il Papa sono a favore della vita, quindi sarebbero contrari a questo tipo di normativa.
L'altra cosa che è generale, e in risposta anche a quello che giustamente ha detto Nicola, c'è da dire che il vero dramma di questo inizio 2000, diciamo così, è l'inadeguatezza di tutte le classi politiche. Allora, nella nostra Italia noi abbiamo parlamentari che non sanno neanche dove sono. E questo è dovuto al fatto che se noi pensiamo che un partito molto cattolico come la Democrazia Cristiana negli anni 70 in un grande dibattito ha comunque formato un referendum sul divorzio e l'aborto, vuol dire che pur nella loro, come dire, grandissima volontà di tipo cattolico, però comunque si è confrontata e alla fine sono passati 2 referendum molto importanti che in questo momento qua noi non sapremmo fare perché abbiamo una classe politica inadeguata. Alcuni dei nostri parlamentari, peraltro tutti nominati perché non vengono votati, io non li presenterei nemmeno nella circoscrizione, se ci fosse ancora la votazione a Treviso, per poter fare il candidato di circoscrizione, perché non sono in grado di farlo. Ed è per questo che in questo momento anche a livello nazionale e anche in alcuni casi a livello locale vivono e sguazzano i burocrati. A livello internazionale è la stessa cosa, ma vi pare normale che non ci sia alcuni politici internazionali di grande spessore che riescono a chiudere le trattative tra Ucraina e Russia per finire la guerra? È mai possibile che non riusciamo a trovare una soluzione per la Palestina perché a livello internazionale non c'è più nessuno? È mai possibile che, io lo dico proprio francamente, se dovesse vincere, ieri ha stravinto alle elezioni il Trump, noi rischiamo veramente una seria guerra mondiale. Allora, a livello internazionale fino ai locali non abbiamo più una classe politica adeguata ed è per questo che abbiamo continui focolai, perché stanotte, non 50 giorni fa, stanotte è stata bombardata una nave americana sul Mar Rosso. E questo comporta per noi costi nei trasporti, ma anche una fortissima instabilità. Questo è il vero dramma di questo momento storico che stiamo vivendo. Allora adesso andiamo a vedere proprio questo video che ci ha mandato Nicola Dalla Pasqua, come lavora Amnesty International. Andiamo a vedere. Questo è il modo in cui lavora Amnesty. Riceviamo una segnalazione. In questo momento nella Repubblica Centrafricana c'è un ragazzo di 12 anni che ha visto uccidere la sua famiglia e a quanto pare non è l'unico. Abbiamo mandato ricercatori per capire esattamente cosa stava succedendo. Siamo i primi sul campo. Il rapporto che ne è seguito dice è pulizia etnica. Crimini contro l'umanità vengono commessi in segreto. Facciamo conoscere quello che sta accadendo. I nostri sostenitori sono i primi a sapere e agiscono velocemente. Fanno pressione sull'ONU, chiedono l'impiego di peacekeepers per evitare un altro Ruanda. I media riprendono le notizie e queste vengono sempre più diffuse. Nei momenti di crisi i nostri sostenitori organizzano formazioni e azioni. Incontriamo parlamentari e li sollecitiamo a usare tutti i loro poteri diplomatici. La spinta aumenta e presto avremo la notizia che Abdul sta aspettando. I peacekeepers stanno arrivando per aiutare il paese a essere di nuovo un posto sicuro. Ma nulla di tutto questo può accadere senza di te. Rispondi alla chiamata. Dona ora. E noi lavoriamo, vero Nicola Dalla Pasqua? E noi ce la mettiamo tutta per veramente far capire l'importanza di aiutare le fragilità. Come ci saluti Nicola? E grazie per quello che fate a te e a tutta la squadra. Grazie a te Mirella, è sempre un piacere appunto intervenire nella tua trasmissione. Niente, il nostro compito appunto è un po' quello di cercare, oltre che di far presente le situazioni che tutti conoscono e sono sulla bocca di tutti, anche appunto di far emergere le situazioni nascoste e quindi di informare, cercare di informare su situazioni di cui altrimenti nessuno parlerebbe. Questa qua è un po' l'originaria missione appunto di Amnesty International, di persone che non hanno voce e quindi noi cerchiamo di dar voce.
E niente, noi cerchiamo di fare il possibile, anche se purtroppo il fatto non abbiamo, anche noi facciamo fatica ad andare sui giornali, facciamo fatica a essere presenti in tante trasmissioni, perché si privilegia purtroppo non il ragionamento, ma si privilegia un po' il dibattito urlato, per cui la nostra posizione, diciamo, non è molto ben vista. Però noi comunque cerchiamo di fare il possibile e appunto tra il lavoro nelle scuole, tra le presenze in vari eventi, insomma, e le pressioni che facciamo a livello politico, di cercare di migliorare un po' quella che è la situazione, qualche situazione, insomma, a livello mondiale. Grazie a Nicola Della Pasqua, vice responsabile del gruppo di Treviso Amnesty International, per essere stato con noi, e grazie anche del video. A casa diciamo sempre, anzi io lo dico sempre, che a casa sono a scuola, impariamo sempre delle cose nuove, ecco, conosciamo delle persone che veramente fanno sì che gli invisibili non siano invisibili, e specialmente nelle fragilità. Perciò grazie veramente da tutti noi, Nicola, a te e alla squadra. Allora, Antonella Tocchetto, parliamo non solo di Treviso ma in generale, terzo mandato sì, terzo mandato no. Allora, la mia idea, e l'ho detta anche ieri agli onorevoli De Carlo che avevo, ma anche all'onorevole Sbrollini, che ce ne sono tanti di bravi, perché se noi continuiamo a dire ma è bravo, ma è il più bravo, non ne andiamo. Ma quanti bravi ci sono che potrebbero dare il loro contributo? Perché dopo 3-4 mandati per me diventa una dittatura, non è più un mandato, cioè un mandato che non finisce. Ma la gente mi ha votato, sì, andiamo a vedere, abbiamo sentito, prego. Allora, facciamo una distinzione, ci sono le assemblee parlamentari, dal Consiglio Comunale al Parlamento però purtroppo non si vota, mettiamo il Consiglio regionale dove il singolo consigliere si va a prendere le proprie preferenze, quello io il limite dei mandati non lo metterei, anzi vi dirò di più. Per i consigli comunali a volte è difficile trovare le persone che si candidano perché è volontariato, insomma non è che vieni pagato per fare il consiglio comunale se non un contributo di 50 euro o 10 euro nei piccoli comuni. Per le apicalità dove hai potere di governo importante come il Presidente della Regione, lo stop al mandato è anche come una garanzia per se stesso, perché è ovvio che uno si innamora del ruolo, ma è anche vero che è un ruolo molto faticoso, può stancare e può venire meno l'energia, anche, come dire, di migliorare non l'energia fisica del soggetto, ma di migliorare la tua regione e la tua città. Quindi, secondo me, una chiusura, cioè un porre dei limiti, ma forse servirebbe anche, allora, i critici dicono il terzo mandato, il limite dei mandati è per i presidenti di regione e per i sindaci, ma mettiamolo anche per i presidenti del Consiglio. Il problema è che un presidente del Consiglio raramente dura più di qualche anno, non arriva mai ai 10 anni, quindi lì è un po', come dire, il limite del mandato non serve. Per quello che riguarda il Presidente della Repubblica il limite di mandato ci sarebbe, ma purtroppo è stato derogato perché, come spiegavo prima, non abbiamo più politici all'altezza di fare ruoli super partes, però di persone che possono impegnarsi in politica seriamente, che molto spesso quando entrano nei partiti poi scappano, ce ne sono tante, ma anche a livello regionale non è che mancano candidati sia a centrodestra che a centrosinistra. Pertanto, secondo me, il limite del mandato non dovrebbe neanche essere una norma, perché dovrebbe venire da sé, cioè dopo che per 10 anni governo una regione sta di fatto che mi ritiro, nel senso che ho già dato quello che potevo dare. Ecco, su questo io spero che si rifletta molto bene e non serva solo per incasellare politicamente i vari partiti che hanno bisogno di avere la loro figura di riferimento. Adesso andiamo a Brescia, l'ultima telefonata per questa prima ora con Luciano. Ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno all'avvocato Tocchetto. Buongiorno. Vorrei parlare dopo un minuto di questo aiutami Mirella, se fare morire o no. Fine vita. Niente, avvocato Tocchetto, mi perdoni, che paura avete se viene rieletto Trump? Trump è l'unico presidente degli ultimi 40 anni che non ha buttato giù una bomba in 4 anni. È andato a trovare anche il dittatore della Corea del Nord, cambiato poco, ma
Due, lasciamo stare questo, Mirella. Io purtroppo ho visto mia madre operata a 52 anni, è morta a 56, l'ultimo anno è stata nel letto. Niente, io sono per se una persona maggiorenne scrive che in caso di malattia grave così, e però ieri sera l'ex sindaco di Scorsese, Mestriner, che è una persona che la conosce, l'avvocato, no? Ha detto una cosa normalissima, ma negli ospedali prima di tutto dovrebbero essere i medici, non che decidono per la vita o la morte il medico, ma che coi parenti, ma lo fanno già, Mirella, lo fanno già i medici quando una persona è in fin di vita, non giovani, non quando hanno 20 anni magari, ma quando hanno 70, 80, 90, c'è già questo tipo di... E poi l'ultima, io non voglio che vadano in Svizzera, come prima quando non c'era l'aborto in Italia, che dovevano andare quelle che avevano i soldi. Io ho votato sì all'aborto, capito Mirella? L'ultima, ripeto, una legge seria, una legge che una persona maggiorenne scrive prima, purtroppo fare soffrire, come vediamo quel signore lì che lo vedo ogni tanto. Stefano Geller. L'ultima, Mirella, aspetta, in Italia ci sono 10.000 persone che ogni anno tentano il suicidio, 2-3.000 ci riescono. Allora queste, se 200-300 ogni anno vogliono andare, vogliono finire la loro vita, cosa cambia? Vi saluto grandemente, buongiorno a tutti. Grazie Luciano, allora terminiamo, avvocato Tocchetto, come saluta anche Luciano e cosa vuole dire? Allora, per quello che riguarda il testamento biologico esiste già, è il DAT ed è quel testamento che si deposita nei comuni, c'è anche nel comune di Treviso, dove si dichiara che non si vogliono dei trattamenti particolari di continuazione della vita se non sono più in grado di intendere e di volere e mi tengono in vita con dei macchinari, quindi si può fare. Per quello che riguarda appunto quindi situazioni particolari, oggi la legge che verrà votata garantirà invece che appunto se ho delle capacità, se ho una patologia irreversibile e posso anche deciderlo, è come la data sostanzialmente non continuate più a mantenermi in vita. Per quello che riguarda Trump io non sono d'accordo con quello che ha detto il signore che mi ha preceduto, Luciano. Nel senso che Luciano, perché io penso che uno che non accetta la sconfitta, e lui è stato sconfitto alle elezioni, che addirittura è il mandante ed è stato dimostrato dell'assalto a Capitol Hill, credo che sia, come dire, già quello un tema abbastanza grave. Quello che però, al di là di tutto, destra o sinistra, dico anche una importante Stato come gli Stati Uniti d'America, che devono affidarsi, ma lo dico anche per Biden, Biden ha più di 80 anni, che devono affidare il futuro dei prossimi 4 anni a persona sopra i 75 anni, io la trovo un po' un'aberrazione. Mi sarei augurata che da entrambe le parti, ma lo dico anche per i democratici, che io ovviamente se fossi in America voterei, preferirei che ci fosse un 50enne, 60enne che si confrontano in maniera seria. Mi sembra che anche gli Stati Uniti d'America, con una situazione internazionale così pesante, siano inadeguati, abbiano un personale politico inadeguato per affrontare una società così complessa e pericolosa con tanti focolai in tutto il mondo. Grazie all'avvocato Antonella Tocchetto, consigliere comunale a Treviso e anche in provincia. Ricordiamolo, grazie ancora a Nicola Dalla Pasqua. Pubblicità. Saluti a tutti. Presento 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Francesca Meneghetti, ricercatrice Istresco, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana. Allora, dottoressa, ci racconti un po' com'è la situazione del suo osservatorio, la storia, ecco, la storia di queste guerre. Abbiamo visto ieri la senatrice Liliana Segre, accompagnata
dal presidente La Russa, questo presidente che alla domanda antifascista non ha risposto, anche se poteva rispondere tranquillamente visto il ruolo che ha. Perché fa così paura questa parola antifascista a qualcuno della politica, secondo lei? Eppure tutti quanti dichiarano ma non siamo più ai tempi del fascismo, ma siamo tutta un'altra cosa, però la parola antifascista ancora fa molta paura pronunciarla, specialmente dalla destra. Ma penso che la radice di questa paura risalga agli anni 70, quando di fronte a posizioni radicali anche da parte dei giovani della sinistra si era creato questo clima di contrapposizione netta. Però è anche vero che una tradizione fascista è rimasta presente nel paese. Non c'è stata un'epurazione dalle alte cariche, ci sono rimaste persone che hanno continuato a ricoprire i ruoli di responsabilità che avevano precedentemente. I conti col fascismo e con le sue responsabilità non sono stati portati fino in fondo. Basti pensare che non c'è stato in Italia un processo come quello di Norimberga e tutta una serie di crimini di guerra commessi nei Balcani e in Africa sono passati sotto silenzio, mentre in Germania attraverso questo processo questi eventi sono venuti alla luce. Allora, un'altra cosa, dottoressa Meneghetti, i giovani, gli studenti e la storia che ha segnato profondamente queste persone. Io ho sempre nelle orecchie le parole di Liliana Segre quando dice: quando arrivo al binario 21 arriva la bambina Liliana Segre. Non sono più io, è quella bambina che rivive tutti i tormenti, le paure, la disperazione, e riuscire a capire da questa donna che forse tutti noi, proprio per rispetto del passato, di questa figura e di altre figure che non possono difendersi, non possono più parlare, la vediamo girare con la scorta. Vediamo girare questa donna diversamente giovane, come la chiamo io, con un passato incredibile, che sta cercando di promuovere nelle scuole, far capire a questi ragazzi l'importanza di conoscere la storia, che sono le radici. Però ci ritroviamo che questa donna gira con la scorta. Ecco, com'è l'Italia? Ecco, questa Italia, perché noi parliamo sempre di altri paesi, ma la nostra Italia, il popolo italiano, che è diverso dalla politica italiana, sono due cose completamente diverse, perché noi vediamo che è un paese che abbiamo ormai 70 governi, cioè questa la dice lunga. Il popolo è un'altra cosa. Che popolo è il popolo italiano con la storia che ha? Guardi, io sono una ricercatrice storica, non ho competenze di carattere sociologico, diciamo. Credo che però ci siano delle conoscenze tutto sommato abbastanza superficiali e stereotipate sulle vicende del passato. Per esempio sulla Shoah è molto facile che i luoghi comuni siano questi: la persecuzione degli ebrei iniziata nel 1938 perché l'Italia ormai si stava avvicinando alla Germania, è stata trascinata dalla Germania in questo processo. Le cose in realtà sono un pochino diverse. Ascoltate. L'antisemitismo, a parte che esisteva un antisemitismo secolare, più propriamente si chiamava antigiudaismo, è legato anche a una matrice cattolica. Poi fino all'Ottocento questo antisemitismo si era caricato di motivazioni economiche, perché magari c'erano degli ebrei che erano benestanti e soprattutto portavano ancora avanti istituzioni come quelle del credito. Sono anni in cui invece il mondo cattolico cerca di costituire anche un credito popolare cattolico, ma in contrapposizione agli ebrei. Nel Novecento, poi fino all'800-900, la cultura nazionalistica accende anche la percezione della propria identità in contrapposizione ad altre identità. Non ultimo poi negli anni ormai del fascismo, soprattutto quando viene rilanciata soprattutto la guerra, la politica coloniale, abbiamo un razzismo di ritorno che
che va ad avere i neri come punto di riferimento principale, però prepara il terreno per quelle che poi saranno le leggi razziali, precedute però significativamente da un manifesto della razza, che viene contestato peraltro da Pio XI, il quale dà l'incarico a un gesuita per elaborare una enciclica che doveva intitolarsi Humanis Generis Unitas, e sosteneva in un discorso che esiste un'unica razza, quella umana, con parole anche molto moderne. Poi però lui muore precocemente, improvvisamente, l'enciclica rimane affossata, Pio XII non la recupera. Allora, c'è questo manifesto della razza. Non la recupera o non vuole recuperarla? Questa è una gran domanda. C'è stato recentemente un convegno organizzato dalla Gregoriana Università Pontificia sui nuovi documenti relativi a Pio XII, che è stato effettivamente un papa molto discusso. Le interpretazioni sono molto diverse, adesso aspettiamo che vengano alla luce anche gli atti di questo convegno per esprimere un giudizio più compiuto. Comunque questo manifesto della razza segue un censimento che in realtà nell'agosto del 38, il 22 agosto, è già una schedatura degli ebrei. Raccoglierà delle informazioni che saranno preziose per le SS quando andranno a fare i grandi rastrellamenti. Seguono le leggi razziali. Le leggi razziali creano la discriminazione, che è abbastanza nota: gli ebrei non possono entrare nelle scuole, nei luoghi pubblici, nell'esercito. Famosi ghetti poi? Non ancora, però vengono chiusi i rubinetti economici, la gente non può più lavorare e ci sono quindi delle emigrazioni. A Treviso, cito alcuni casi abbastanza clamorosi, sono costretti a partire Gabriele Sacerdote, che era uno stimatissimo primario di chirurgia all'ospedale, Hermann Emmerich, che era allenatore della squadra di calcio di Treviso, allora in Serie C, e il professor Alessandro Tolenghi, che insegnava a Riccatti, si trasferirà a Venezia. Infatti nomino lui perché a lui si volevano dedicare delle pietre di commiato, ma non c'erano delle pietre d'inciampo, ma non c'erano le condizioni per poterlo fare, perché lui si era trasferito in qualche modo altrove. Però le leggi razziali, fatta questa discriminazione e creata questa fuga di ebrei, nel centro storico da 104 ebrei si passa a 27 in seguito a questa emigrazione, però negli anni successivi la situazione si stabilizza, salvo il fatto che dal 41 entrano, in contraddizione a quanto è stato fatto, ebrei stranieri dalla penisola balcanica in fuga dalle persecuzioni di Hitler, e l'Italia li accoglie, li distribuisce in alcune province. Treviso è la seconda provincia dopo Vicenza ad avere un alto numero di ebrei stranieri, che vengono collocati in alcune cosiddette isole, soprattutto della Pedemontana, o comunque dove ci sono strutture alberghiere in grado di ospitarli. Il grosso salto di qualità sarà dopo l'8 settembre del 43, quando l'Italia rimane divisa in due. Al nord si costituisce la Repubblica Sociale Italiana, che il 14 novembre si dota di una Carta di Verona, nella quale, una specie di Costituzione, nella quale gli ebrei sono definiti nemici della patria, da arrestare, deportare e poi da espropriare dei loro beni. Ed è qui che inizia la persecuzione anche su scala locale, ed è quella che poi determina anche uno scatto di coscienza anche rispetto ai cattolici, che magari avevano questi vecchi pregiudizi nei confronti degli ebrei e che si schierano invece a favore della loro sopravvivenza, sfidando la legge, una legge che più che ingiusta è disumana. Quindi si tratta di salvare delle vite umane, ed ecco che quindi si attivano per gli aiuti. Allora salutiamo anche il dottor Marco Barato, collegato con noi da Milano, studioso del dialogo interreligioso. Allora, dottor Barato, non so se ha seguito quello che ti sta raccontando, ecco, la storia che magari molti non conoscono, metto dentro anche i ragazzi, perché è noiosa, perché non mi interessa, perché qualcuno dice siamo nel 2024 ormai.
però sono le radici, è la storia che tu devi conoscere, devi sapere, però mi sa che la storia, quelli che dovrebbero insegnare la storia, i grandi della terra, che forse non hanno ancora bene capito com'è il popolo nel mondo, diciamo, prima avevo Amnesty International che ha spiegato molto bene cosa vuol dire sopravvivere. Ecco, cosa ci racconta lei, dottor Baratto, del suo osservatorio? Prego. Innanzitutto un saluto a tutti, è un piacere come sempre essere vostro ospite perché è una bella trasmissione, sono orgoglioso di partecipare. Ho seguito con molto interesse la relazione, l'intervento che mi ha preceduto. Noi non possiamo dimenticare, anche per quanto riguarda la comunità ebraica italiana, il ruolo che essa ha avuto nel risorgimento italiano innanzitutto, ma anche nell'Italia post-unitaria. Ricordiamo due presidenti del Consiglio che furono di origine ebraica, Sidney Sonnino e Luigi Luzzati. Luzzati tra l'altro è esponente anche di quella destra storica che ha portato innanzitutto la prima legge sulle case popolari, ha fondato due banche, all'epoca la Banca Popolare di Lodi e poi la Banca Popolare di Milano, e si è impegnato anche nell'educazione pubblica, quindi sono figure bellissime dell'ebraismo italiano, e quell'ebraismo che poi nella prima guerra mondiale, in numero di proporzioni, l'esercito italiano aveva il più alto numero di ufficiali e sottufficiali di religione israelita rispetto agli altri eserciti europei. Quindi è sicuramente importante ricordare l'ebraismo italiano e il suo contributo. Per quanto riguarda oggi purtroppo manca una cultura storica e questo lo vediamo in tutti i giorni, anche in tutti gli atteggiamenti di antisemitismo, ma non solo. Ricordiamo anche, posso dirmi, mi sia permesso anche l'islamofobia che c'è, perché ricordiamo il ruolo di musulmani che erano presenti in Italia durante la guerra di liberazione. Grazie veramente, dottor Baratto, per quello anche lei che sta cercando di far capire alle persone che stanno ascoltando, ma soprattutto l'importanza che non c'è un'età per capire e per conoscere. Ecco, dobbiamo conoscere la storia, dobbiamo conoscere la profondità del nostro paese, soprattutto dell'Europa, ecco, il ruolo dell'Europa che adesso molti contestano, non sanno neanche cosa vuol dire Europa, perché sì, perché no, ma vanno a simpatie in base a quello che si presenta, sono a favore dell'Europa, sono contrario all'Europa. Ecco, invece la storia è storia, da non si scappa. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Beh, noi comunque stiamo vivendo una conseguenza della guerra, praticamente entriamo in guerra, entriamo con la Germania, abbiamo perso e adesso stiamo pagando le conseguenze praticamente. Ma io dico, ma siamo ancora, ma praticamente noi siamo sempre in guerra, perché tutti a lei con una forza politica che quando capita qualcosa nel mondo noi dobbiamo essere i primi a fare che cosa? Ma non pensiamo mai più all'Italia, noi pensiamo sempre di essere in guerra, di andare qua, andare a destra e a sinistra, adesso diamo armi in Ucraina, vabbè, comunque, vai. Abbiamo solidari con Israele, va bene, ma Israele adesso sta combattendo una guerra. Ma purtroppo Israele sta anche facendo dei morti, perché praticamente sono già morti più di 10.000 bambini palestinesi. Ma allora se io sono palestinese e sono contro Israele, sono antisemita? Ma non ho capito cosa vuol dire essere antisemita. Io non ce l'ho con gli israeliani, io ce l'ho con chi governa questo paese, perché questo paese è governato male. E praticamente è anche uno passepartout dell'America, perché comunque Israele controlla il Medio Oriente e lo controlla per l'America, sì, che quindi
là la pace non ci sarà mai. Ma allora io, se sono pro-palestinese, sono antisemita. Io non ho capito ancora cosa vuol dire l'antisemitismo, non riesco a capirlo cosa vuol dire. Poi in questo momento che c'è anche la guerra, cioè, io sono per la pace e sono antisemita, cioè, fatemelo capire, perché non riesco a capirlo cosa vuol dire antisemitismo. Buongiorno e grazie. Allora, siccome il tempo è tiranno, grazie Antonio della telefonata, vi porto a Trieste, andiamo a vedere questo museo Shoah e ricordo, andiamo a vedere. Questa proposta del Museo Nazionale della Shoah. Sì, abbiamo approvato il disegno di legge su proposta del Ministro San Giuliano per l'istituzione di un museo a carattere nazionale sulla tragedia della Shoah, un punto d'arrivo molto importante che appunto va a sancire il grande impegno del Ministro sui temi del giorno della memoria e giorno del ricordo. Questo è un primo passo e successivamente arriverà anche un grande progetto che è appunto il museo a Roma sul giorno del ricordo, quindi su tutto il dramma delle foibe e dell'esodo, proprio per raccontare e avere un museo a carattere nazionale solo su questo a Roma, come nelle grandi capitali d'Europa. No, ovviamente che non parlano delle foibe, ma viene riconosciuto il tema come tema nazionale, che è un passo davvero importantissimo. Quindi abbiamo fatto questo percorso, approvato all'unanimità, siamo felici di questo obiettivo e ne raggiungeremo anche questo. Sarà fatto a Roma probabilmente? No, è proprio volontà di farlo a Roma. A Roma. Quindi ovviamente ci sono tutti gli investimenti su Trieste che sono necessari, ma anche avere lì un museo a carattere nazionale sarà veramente importante e decisivo per questa pagina di storia. Allora, dottoressa Meneghetti, come commenta sia le parole del dottor Baratto che di questa intervista che abbiamo fatto a Trieste con una giovane donna che spiega l'importanza del ricordo e della storia, anche con un museo? Beh, un museo è una struttura fisica che in qualche modo favorisce la persistenza di un ricordo. Ci sono diverse modalità memoriali. Ecco, per quanto riguarda il lavoro che ho fatto nel libro, io ho cercato di realizzare una sorta di piccolo Atlante delle persecuzioni, ma anche degli aiuti avvenuti su scala locale, perché attraverso queste schede che riproducono anche fotograficamente luoghi della città e della provincia, ci fosse la possibilità del riconoscimento di un luogo, di un evento e di persone che hanno agito da vicino. A volte la prossimità dei fatti favorisce una reazione emotiva diversa rispetto a ciò che è lontano. Regia, per cortesia, mandate le immagini intanto che la dottoressa Meneghetti parla. Prego, dottoressa. E quindi vedere che in una certa casa di Treviso aveva abitato Stangl, che in un'altra casa, per esempio il pensionato delle suore francescane di Borgo Cavour, sono state nascoste delle donne ebree, quando poi per un certo periodo accanto c'erano le brigate nere che facevano anche tortura ai partigiani. Vedere che a Sant'Artemio sono stati presi 4 poveretti malati, 3 di questi poi sono morti proprio alla risiera di San Sabba, sono stati presi da questo Franz Stangl a Treviso e sono stati quindi deportati pur nella loro condizione, una condizione che rendeva anche per anzianità e malattia del tutto inutile economicamente il loro arresto. Lo dirà la commissione giudicante dei crimini della risiera di San Sabba. Questi erano operazioni che servivano solo a arricchire i gerarchi locali. Però a Sant'Artemio dall'anno scorso ci sono 4 pietre d'inciampo in ricordo di queste persone. Sono le tombe che non hanno avuto in vita. Quest'anno ci sarà una cerimonia di nuovo con il coinvolgimento delle scuole. Questa individuazione anche di ciò che è accaduto da vicino, su piccola scala, forse, spero,
possa incentivare il risveglio della memoria, di una memoria, come dire, meno rarefatta, no? Perché non si tratta di una grande città, di cose molto lontane, ma di qualcosa che ha toccato molto da vicino, e così come da molto vicino la persecuzione degli ebrei ha determinato una frattura tra chi ha scelto di aiutarli mettendo a repentaglio la loro vita. E qui ci tengo a ricordare che Treviso è la provincia del Veneto col maggior numero di giusti tra le nazioni riconosciuti. Erano 23 fino all'anno scorso, 5 sono stati acquisiti nell'ultimo anno grazie a un'iniziativa portata avanti dall'Istresco, che è l'istituto che rappresento. Nel caso della famiglia Campagnolo, i 2 coniugi, ho portato personalmente avanti la documentazione. C'è tutto un dossier da portare avanti allo Yad Vashem, che è l'ente di Gerusalemme che riconosce questo, dal 63, che riconosce questo titolo a chi abbia operato in modo gratuito, disinteressato, quindi con rischio personale e con documentazione da parte dei familiari. Dall'altro lato ci sono anche i delatori, non dobbiamo dimenticare chi per interesse, per utile personale ha aiutato a uccidere queste persone. Chiaramente sono un numero più esiguo perché è un'azione ignominiosa, vergognosa, non si riesce a portarla alla luce. Ho nominato alcuni casi di delatori che è stato possibile individuare per il solo fatto che a fine guerra sono stati processati per reati collegati alla guerra di resistenza e di liberazione, e quindi sono venuti alla luce anche questi atteggiamenti nei confronti degli ebrei, ma molti altri sono passati sotto silenzio, e anche nel dopoguerra chi sapeva taceva per paura e poi per dimenticanza. Dottor Baratto, prego, poi vedremo anche e commenteremo le immagini che ci ha portato anche la dottoressa Meneghetti. Volevo in un certo senso, prego. Mi scusi, volevo in un certo senso rispondere al telespettatore, sì, in maniera indiretta. Il problema vero è che noi non ci rendiamo conto che dall'agosto del 1914 fino al maggio del 1945 e forse fino al 1989 c'è stata una lunga guerra civile europea. Cioè già con la fine, la Grande Guerra ha segnato uno spartiacque, e in più i trattati di pace di Saint-Germain e del Trianon hanno creato i problemi, non hanno risolto i problemi, anzi spesso li hanno aggravati, e li abbiamo visti sotto gli occhi di tutti. Li abbiamo visti nella Jugoslavia, stato creato appunto a seguito dei trattati di pace della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visto i problemi che nascono nei paesi dell'Europa orientale, ma abbiamo visto anche e lo viviamo tutti i giorni nella tragedia dello Stato di Israele e della questione della Palestina. Cioè non possiamo dimenticare come entrambi gli schieramenti avevano tra virgolette sostenuto sia la posizione ebraica sia la posizione araba nei confronti dei territori della Palestina e dell'attuale Israele. Quindi i problemi di oggi nascono purtroppo da una pessima pace che è stata fatta cioè più di 100 anni fa. Quindi noi ci trasciniamo gli errori del passato. Però dottor Baratto, c'è anche dalle interviste che sentiamo un popolo della Palestina che dice, e anche un popolo di Israele, noi lavoravamo fianco a fianco, ecco, ci comprendevamo benissimo, eravamo fratelli. Cioè, allora non è il popolo, c'è un qualcuno che manovra continuamente per un business pazzesco, per una forza di muscoli incomprensibile a molti, perché come ripetiamo poi muoiono i civili. Ecco, i dittatori sono al sicuro, tranquilli e beati, che danno la linea, ma non sono là. Ecco, questo scambio anche interreligioso che non si vuole fare con il dialogo, perché non vogliono dialogare. Non è che il dialogo non sia importante, per loro è troppo importante, perché se dialogano trovano un accordo e non lo vogliono trovare.
però mettono davanti i popoli che muoiono in continuazione. Noi vediamo armi super moderne, ma sempre sono armi che vedevamo perché la gente muore, le bombe sono le bombe. Ecco, perché non c'è questo dialogo interreligioso tra i grandi della terra? Ma dove vogliono arrivare? Perché dopo alla fine andranno anche loro in Camposanto, non è che vivranno chissà quanti anni e per la vita eterna. Cioè, per cosa c'è questo business che ormai ha offuscato la mente dell'uomo, che dovrebbe invece essere il buon padre di famiglia e ragionare col buon senso, come fa il popolo quando lo intervistiamo? L'abbiamo sentito anche nel fine vita: la vita è mia e devo decidere io, è la mia vita. Chi può decidere della mia vita? L'ultimo politico che arriva? Ma stiamo scherzando? La storia è storia, chi è che ce la insegna? Liliana Segre la insegna, ma gira con la scorta, perché qualcuno l'odio continua a fomentarlo in maniera anche molto visibile. Abbiamo visto immagini di poco tempo fa. Allora cosa si può fare per far dialogare? Perché il futuro è nei ragazzi, ma questi ragazzi devono sapere la storia. Però anche la politica è entrata anche là nelle scuole, purtroppo, perché dobbiamo anche dirlo, la politica è entrata a gamba tesa dappertutto. Cosa ti dice, dottor Baratto? La politica purtroppo usa la religione e la storia per propri tornaconti, e non è populismo, è un dato di fatto. Ognuno cerca di costruirsi la sua storia, e questo è già un errore di base. Il vero cammino, sia dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista storico, è di cercare il più possibile di trovare una storia condivisa. Perché non ricordiamo, ad esempio, che nell'altipiano del nord-est venne edificata persino una moschea per i soldati bosniaci durante la Grande Guerra. Quello era un esempio di dialogo, cioè nel rispetto e nell'uso della politica. Allora, dottoressa Meneghetti, lei è una ricercatrice. Cos'è che l'ha spinta a veramente ricercare sempre di più la storia che però non è solo la sua storia, è la storia del popolo italiano, ma di tutti i popoli, sapere la propria storia? Allora, è una domanda un po' difficile, anche perché mette in gioco un percorso personale, nel senso che io mi sono laureata con una tesi di storia sui vagabondi nel Settecento. E il lavoro di ricerca mi aveva appassionata e divertita soprattutto, oltre ogni misura. Poi ho fatto l'insegnante e ho cominciato a riprendere le pubblicazioni sulla storia contemporanea all'interno dell'Istresco. La prima spinta, quella che mi ha portato al lavoro sul campo di concentramento di Monigo, è stata un po' casuale, solo che appunto prendendo in mano la letteratura già prodotta sull'argomento avevo notato delle criticità e delle contraddizioni, e a me piace andare a fondo nelle cose e applicare soprattutto il metodo critico anche nei confronti delle testimonianze, lo voglio dire, perché ci sono tanti che si erigono a custodi della memoria, e va bene, soprattutto se sono familiari, però a volte le memorie vengono sono soggette a degli errori dovuti o a dimenticanza o anche al sovrapporsi di stimoli esterni indotti da comunicazioni che vengono dall'altro, e quindi le testimonianze vanno prese con buona fede ma vanno verificate con spirito critico. E quindi questo metodo dello spirito critico, dell'andare a fondo, di cercare la verità comunque sia, perché può essere anche scomoda, può essere anche diversa da quella che uno si aspetta all'inizio, è l'elemento che mi ha dato una spinta a fare questo tipo di lavoro, perché ci vuole anche una passione, anche perché uno vive anche una vita professionale, umana, sono anche nonna, voglio dire, quindi ci sono anche altre esigenze della vita che ci distraggono dall'obiettivo della ricerca pura. Almeno la mia rimane età. sempre la passione. La passione c'è, infatti sto ancora continuando. Abbiamo Giusy in linea, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, queste guerre inutili, questi omicidi da parte di questi capi di Stato,
con migliaia di esseri umani che muoiono sotto le macerie, che non possono neanche andarli a tirar fuori e non sono morti. Pensa quanto soffrono sotto là con tutte queste ferite che muoiono lì sotto. È una cosa impressionante, perché non devono fare queste guerre insulse, perché queste sono guerre insulse. Perché le fanno? Che costano anche tanti soldi e ammazzano tutte queste persone che loro non c'entrano, noi non c'entriamo niente con queste guerre qua. Perché ci devono ammazzare e non ci lasciano vivere la nostra vita normale? Tutto per i terreni, tutto per i soldi. Non capisco queste cose qua. E poi per la dolce morte sono d'accordo io, perché quando la morfina non dà più risultati, Mirella, hanno veramente voglia di morire queste persone. Ma saremo tutti uguali? Anch'io preferirei di non soffrire. E adesso che c'è la dolce morte, che ti addormentano, perché un mio amico con sua moglie ha fatto così, perché lei gliel'ha chiesto e lui lo ha fatto, è morta serena. No, non devono tribulare in queste maniere qua, Mirella, non dobbiamo tribulare in queste maniere qua. Vi saluto. Grazie Giussi, allora andiamo a vedere questo video Shoah di Francesca Meneghetti, lo commentiamo, andiamo a vedere. Vai. Ecco, lo commentiamo allora, dottoressa. Immagini, prego. Qui stiamo vedendo... Vabbè, questa è la distinzione che facevo prima tra le due fasi delle persecuzioni. Prima persecuzione dei diritti nel periodo 38-43, poi persecuzione delle vite umane. Si inizia con il manifesto sul razzismo italiano, pubblicato anche dalla rivista La difesa della razza. Ecco il censimento per gli ebrei, schedatura, questo è un atto preso dalla prefettura di Treviso, quindi si è fatto ovunque. Le leggi per la difesa della razza del settembre 38 che introducono queste discriminazioni, espellono gli ebrei da tante strutture, anche dal partito fascista, perché c'erano anche degli ebrei fascisti. E quindi ecco tutte le procedure, dichiarazione dell'appartenenza alla razza ebraica e poi l'emigrazione. Qui nel documento ho evidenziato, mi pare, i casi di 8 adesso non riesco a leggere bene, ma mi pare che siano 2, Emmerich e quelli che ho citato prima. Questa è una mappatura degli ebrei presenti nel territorio di Treviso nel 38, agosto, poi dopo i numeri si riducono, come dicevo, molto. Nel 41, in seguito all'occupazione della Jugoslavia, abbiamo questo ingresso di ebrei stranieri che fuggono dai territori sotto i nazisti e vengono distribuite in quelle località che si possono vedere nella mappa, quindi prevalentemente nella zona pedemontana. A questa cosa suscita subito reazioni del partito fascista locale che indirizza una locandina, una velina sul Gazzettino, ma poi anche si rifà a Mussolini a Roma perché vuole che siano deportati in un campo di concentramento. L'azione che viene però stoppata dal prefetto di Treviso e da quello di Belluno. Ecco con la Carta di Verona che inizia appunto la persecuzione, qui sono immagini del ghetto di Venezia e segue l'ordine di arresto degli ebrei in provincia di Treviso. Eccolo qua, 13 dicembre 1943, una lista che contiene 397 nominativi perché ai pochi ebrei italiani rimasti si sono appunto aggiunti quelli stranieri. 2 sono le caratteristiche che assume la piccola Shoah di Treviso, piccola perché sono state deportate 30 persone, 3 sopravvissute. L'azione dei nazisti che vanno a battere, a fare rastrellamenti all'ospedale psichiatrico, nelle case di cura di Mogliano e di Casa Prosdocimi e a Conegliano, e qui sono le SS che portano i malcapitati alla Riviera di San Sabba, mentre gli italiani vanno ad arrestare una decina, poco più, di ebrei, li portano nel carcere
di Treviso, ex carcere austriaco di fronte al Duomo. 3 di questi vengono salvati dall'intervento di Domenico Locatelli, gli altri deportati. Si salvano solo 2 persone, i più giovani. L'anno scorso, ecco, di fronte all'ingresso del carcere è stata inaugurata una placca che commemora le figure di queste persone transitate nel carcere di Treviso. Dottoressa Meneghetti, una parentesi, ricercatrice di Istresco, ma la figura femminile che si sente poco, eppure sono state fondamentali anche in tempo di guerra queste figure femminili. Come mai? Proprio diciamo che ne abbiamo sentite nominare non proprio sempre, ma negli ultimi anni, proprio grazie anche alla ricerca, grazie a evidenziare questo mondo femminile che supportava anche gli uomini in guerra. Perché la donna è sempre stata messa in secondo piano? Perché trattando elementi come la guerra scatta spesso la retorica dell'eroismo, del combattimento, del coraggio e quant'altro. Ma le donne che erano nelle retrovie hanno corso pericoli e rischi. Anni fa comunque abbiamo fatto una pubblicazione con Istresco, Donne in guerra e nella resistenza. Sono storie di eroismo quotidiano. Sia le donne che appunto facevano le staffette partigiane, che si nascondevano i messaggi tra i capelli, che rischiavano la vita, sia le donne che per esempio accoglievano, anche questa è stata una forma di solidarietà parecchio diffusa in tutto il paese, accoglievano i soldati che fuggivano dai treni, li proteggevano come se fossero figli, sperando che il loro figlio fosse trattato allo stesso modo da altre madri, da altre donne. Avete capito? E questo sono delle figure che dobbiamo sicuramente valorizzare, ma si cerca di farlo nell'ambito della ricerca. Poi la divulgazione estesa non so quanto pervenga alle masse. Però è giusto parlarne, perché c'erano, ci sono state, e se siamo diventati così grandi, belli, è merito anche di queste figure femminili che hanno dato anche la vita per la nostra libertà. Allora, dottor Baratto, lei cosa dice in merito a questo dialogo interreligioso? Nel senso, io ho un banco alimentare da 14 anni, dove ho più di 30 stati che vengono, persone di vari stati che vengono, e c'è un dialogo bellissimo nonostante qualcuno cerchi ancora di mettere questo odio tra uno e l'altro. Tanto è vero che anche nella mia città continuo e sento parlare di accoglienza ma non diffusa, questa paura del diverso, specialmente, dottor Baratto, nei diversamente giovani. Mentre colgo questa mente aperta del giovane che non vede il colore, non vede questo odio razziale che c'è in qualcuno, lo vedo nei diversamente giovani. Eppure ha spiegato molto bene la dottoressa, hanno fatto la guerra, molti ricordano. Come si fa a non capire che nel 2024 non dovremmo parlare di hub, dovremmo parlare di accoglienza diffusa, dovremmo vedere il diverso come un bene prezioso? Ecco, ci sono questi paletti che anche la storia non ha insegnato a queste persone. Io ricevo delle telefonate a volte che mi stupisco, questo odio, questa cattiveria verso chi non ti ha fatto niente, che non conosci neppure, che non sai neanche chi è questa persona, che li vedono come tutti spacciatori, ladri, perché questi sono i messaggi che arrivano. Ecco, la storia avrebbe dovuto ecco, questo dialogo, specialmente interreligioso, che la Chiesa sta cercando anche di fare con l'accoglienza, però vista molto male anche da certi parroci, da certi preti, perché hanno paura di perdere il potere. Questa è la verità, il consenso del paese, del popolo. Ecco, quanto importante è invece dialogare, anche un dialogo interreligioso? Ma il dialogo interreligioso è fondamentale, però parte da un presupposto, parte dalla necessità che dobbiamo conoscere. Troppo spesso, anch'io vedo la TV, servizi, nel caso specifico sull'Islam, dove si presentano dei cliché, dei luoghi comuni,
dove si usano anche, magari si fanno delle interviste, ma poi dopo non si spiega bene a chi vengono fatte e perché. Manca la conoscenza, ripeto, soprattutto nei confronti dell'Islam. Ci sono tanti luoghi comuni che dobbiamo sfatare. Ad esempio, uno fra tutti, la figura femminile. Nell'Islam è centrale la donna. Eppure nei servizi televisivi, in molta stampa, passa un messaggio, posso dire, un po' fatto a cliché, cioè di luoghi comuni. E il problema vero sono i luoghi comuni, perché poi ricordiamoci che l'antisemitismo era nato anche sui luoghi comuni. La professoressa può sicuramente correggermi, ma molto dell'odio anti-ebraico era nato su luoghi comuni. E oggi vi sono troppi luoghi comuni, ad esempio sull'Islam. E quindi dobbiamo lavorare per conoscerci, promuovere incontri, promuovere anche, dare la possibilità di luoghi di culto regolari per i fedeli nell'Islam. E non ci sarebbe nulla di male, perché nel momento in cui sono luoghi regolari, anche le forme più radicali vengono naturalmente emarginate, se non annullate. Allora andiamo proprio a Padova a vedere questo dialogo tra religioni, poi lo commentiamo. Prego, dottor Baratto. Ecco, adesso parte. Bene. Un incontro a Padova, nella Sala della Carità di via San Francesco, per discutere della lettera enciclica di Giovanni XXIII, Pacem in Terris, a 60 anni dalla sua pubblicazione. Ho voluto aderire a questa bellissima iniziativa della Fondazione Centesimus Pro Pontifice con il nostro network Ditelo sui tetti, più di 100 associazioni del laicato cattolico che si stanno impegnando in maniera molto forte, molto sul territorio nazionale su tutti i temi legati all'antropologia dell'uomo. In questo contesto si lega anche il tema del dialogo interreligioso, che è sicuramente una chiave per poter vivere i momenti che ci sono difficili, che il mondo sta vivendo, per poterli vivere con un pizzico di serenità e di fede in più. Un incontro organizzato dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice per stimolare il dialogo tra le religioni. E già il fatto che questi tre grossi personaggi, il vescovo, il rabbino e l'imam, siano venuti è già un primo passo importante, perché già il dialogo apre la fratellanza e la pace. Costruire ponti tra le genti grazie alla conoscenza reciproca. E la nostra presenza come responsabili di queste comunità religiose in questa occasione indica già, il gesto parla e dice un desiderio di pace, di collaborazione tra le religioni per rendere possibile la pace e di impegno comune in ordine alla pace, non soltanto diciamo in termini locali, ma a livello di fratellanza universale. Proprio dall'enciclica di Giovanni XXIII è scaturito un dialogo interreligioso che in questi 60 anni è progredito, evidenziando ancora una volta la modernità e l'attualità della lettera papale. Il dialogo è cominciato grazie all'intervento e alla visione che ha avuto Giovanni XXIII. È lui che ha iniziato, ha posto le basi per il dialogo, che poi ovviamente si è sviluppato nel corso degli anni. Il messaggio di Giovanni XXIII resta forte e contemporaneo, una stella polare per un cammino di pace. Il dialogo è vitale perché costruisce ponti, perché ci permette di conoscerci meglio ed è attraverso la conoscenza che possiamo anche avviare percorsi di fraternità per costruire la pace. Allora, dottor Baratto, molto bello questo video, però non vedo i giovani. Io i giovani li vedo poco su incontri dove dovrebbero partecipare. Ecco, questa scuola, e qua lo dico anche alla dottoressa, che fa fatica ad aprirsi, fa fatica a far capire che forse il ragazzo vuole essere anche protagonista, vuole fare anche delle domande a volte, vuole conoscere qualcosa di più che non sa. Ecco, non li vedo. Come mai, dottor Baratto? Eppure è rivolto anche a loro questa conoscenza.
Ci sono esempi anche più virtuosi, perché da diversi mesi io sono impegnato in un tour praticamente in diversi centri islamici, invitato dagli imam, dove teniamo incontri sulla figura di Gesù e di Maria nell'Islam e nel cristianesimo, dove spieghiamo, e tra l'altro sono forum dove partecipano tanti, cioè dove partecipano i ragazzi di questi centri islamici, ed è bello perché ti pongono tante domande anche sul cristianesimo, vogliono conoscere il cristianesimo, perché ovviamente è la realtà in cui vivono, cioè la società in cui vivono, e dove manca però appunto anche una formazione sul cristianesimo per questi giovani islamici. Ed è bello il dialogo che nasce, perché nascono tante domande e poi alla fine della fiera si scopre che abbiamo più punti in comune che punti di diversità, e dovrebbe essere fatto anche nelle scuole questo, ovviamente. Dottoressa Meneghetti? Ma io credo che in realtà nelle scuole si faccia molto di più di quello che si pensa. Forse non vediamo. No, esattamente. Questi eventi, come quel convegno di cui abbiamo avuto testimonianza video, hanno una risonanza mediatica, ma vengono fatti spesso anche in contesti, in orari a cui i giovani non possono partecipare per svariate ragioni. Ma credo che nelle scuole ci siano delle iniziative didattiche, anche inserite organicamente nella programmazione, che perseguono obiettivi anche di educazione alla tolleranza, al dialogo e quant'altro, solo che si fa in modo silente. Ecco, forse sarebbe anche opportuno invece che vedessimo di più, perché ecco, è importante capire quanto si muove la scuola, anche questi docenti che stanno cercando di mettersela tutta, perché è un dato di fatto. Però io sono entrata in 2 scuole invitata, dottoressa Meneghetti, e una studentessa ha detto ai suoi docenti: ascoltateci di più. Noi abbiamo tante cose da dire, ognuno di noi ha qualcosa da dire, e questo fa molto riflettere sul bisogno che hanno questi ragazzi, oltre a conoscere, anche ad essere ascoltati. Certo. Giustamente, come dice il dottor Baratto, quante domande avrebbero da fare, vorrebbero fare, ma dobbiamo trovare la scuola sensibile, il docente sensibile, e non sempre è così, ma io non devo essere fortunata di frequentare quella scuola, io devo avere il diritto di ascoltare, di imparare, e questo è un diritto fondamentale. Però non avviene questo, purtroppo, io lo devo dire, perché in molte scuole si fa fatica, anche noi con le telecamere, a entrare, a far vedere, ad ascoltare, perché appunto è una questione anche politica a volte. Questo a volte anche ci sono dei dirigenti scrupolosi che si appellano a criteri di privacy e impediscono quindi la riproduzione di certe situazioni, perché potrebbero avere denunce dai genitori. Ci sono anche questi aspetti da considerare. Molti aspetti, però dobbiamo anche parlarne, perché giustamente è giusto anche capire, per cercare di trovare un dialogo comune, ecco, un dialogo che è fondamentale, certo, per la crescita di questi ragazzi. Abbiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Pronto? Niente, è caduta la linea. Allora, siamo in chiusura. Come ci saluta, dottor Baratto? Ma vi saluto con un ricordo. Abbiamo parlato della Shoah, abbiamo parlato dell'antisemitismo. A me piace ricordare 2 figure che hanno saputo dire no alle leggi anti-ebraiche o si sono opposte. Uno è Cristiano X di Danimarca, il quale non abbandonò il proprio paese durante l'occupazione nazista, e quando ebbe occasione di uscire in pubblico uscì con il simbolo ebraico, con la stella di Davide cucita addosso. E il secondo è una figura forse meno nota, meno conosciuta, è il suo maestro Mohammed V del Marocco, sovrano durante il protettorato francese della Francia di Vichy, che si oppose all'entrata in vigore delle norme anti-ebraiche nel suo territorio, dicendo che non esistevano ebrei in Marocco, ma esistevano sudditi marocchini. E non solo, durante la festa del trono del 1941 invitò tutte le autorità ebraiche alla sua festa a sedere accanto alle autorità delle forze di occupazione naziste e di Vichy. Quindi però seppe opporsi alle leggi anti-ebraiche e seppe dire no. Quindi era possibile dire no.
Dottor Baratto, l'ultima domanda, poi la lascio. Come finirà dal suo osservatorio questa guerra terribile tra Israele, lo Stato di Gaza e la Palestina? Come vede? Vedo il fatto che prima dobbiamo capirne le cause e purtroppo dobbiamo andare all'origine agli accordi di divisione del Medio Oriente risalenti alla Prima Guerra Mondiale, superare gli accordi, quella divisione, possiamo dire, coloniale del Medio Oriente, che poi fu una divisione coloniale occidentale, e trovare anche uno status particolare per la città di Gerusalemme. Gerusalemme è la città della pace, del generale delle tre religioni, quindi sia Israele ma anche i palestinesi hanno diritto a uno Stato, come gli era stato promesso durante la prima guerra mondiale, tra l'altro. E quindi è giusto perseguire verso quella direzione con uno status particolare per Gerusalemme. Grazie veramente, dottor Marco Baratto. Se avete piacere vi scambio i numeri, che così magari è molto importante, ecco, questo scambio di opinioni, di idee, di dialogo, ecco, tra persone che veramente sanno di cosa parlano. Prego, dottoressa, come ci saluta, cosa vuole dire? Intanto ricordiamo anche questo libro, lo facciamo vedere, dottoressa. Vabbè, eccolo qua. No, uno dei tanti libri. Questa, sì. Treviso e la Shoah. No, seguendo l'input del dottor Marco Baratto, anch'io vorrei chiudere con un ricordo. Gli aiutanti, come dicevo, sono stati tanti in provincia di Treviso, ma anche qui c'è una discriminazione di genere, nel senso che spesso vengono ricordati gli uomini, e soprattutto nel mondo, se si tratta di religiosi, e lo dico da persona che non è credente. Quindi vengono alla luce i parroci, i preti, ma non le suore. E io voglio ricordare donna Amalia Biondo, che tra l'altro era originaria di Postioma, e che nel convento, appunto, no convento, nel pensionato delle suore francescane di Borgo Cavour si è assunta la responsabilità di tenere nascoste queste persone, avendo ricordo a fianco per alcuni mesi le brigate nere che torturavano le persone. Quindi grazie, veramente grazie di aver ricordato questa figura femminile in un momento dove parliamo anche di femminicidi. Ecco, queste donne invece che hanno dato tanto, il rispetto della persona, che è fondamentale, e soprattutto il dialogo anche interreligioso. Grazie a Francesca Meneghetti, ricercatrice Istresco, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana. Pensate che molti non sapevano neanche che c'era questo campo di concentramento a Monigo, se lei non veniva qua lo spiegava e lo diceva. Trevigiani sto parlando, perciò hanno chiamato dopo, ma ho sentito, Mirella, pensato quanto importante è conoscere, sentire queste persone che ce la mettono tutta per far capire l'importanza di conoscere e di sapere, perché è anche la nostra storia. E grazie anche al dottor Marco Baratto, studioso del dialogo interreligioso. Grazie, pubblicità. Due graditi ospiti, abbiamo in presenza Gianfranco Muzio, ex imprenditore in pensione, settore impianti elettrici e sicurezza, cose molto importanti che commenteremo, e saluto anche Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, provincia di Padova. Buongiorno sindaco, anche a lei. Allora sindaco, qui ci sono mari veramente agitati, oceani agitati, noi ci siamo sopra, stiamo traballando anche noi, soprattutto per l'import-export. Cosa ci racconta? Cosa la preoccupa di più, sindaco? Le cose che ci preoccupano sono tante. Di quale argomento vuole che parliamo? Quello che preferisce lei, sindaco. Ma ce ne sono tanti. Io ho seguito la vostra trasmissione con grande attenzione e mi complimento per gli argomenti che state trattando con grande profondità. Devo dire che la preoccupazione che avverto con il mondo imprenditoriale, economico, produttivo che noi abbiamo, io parlo per il mio territorio, non solo di Cadoneghe ma anche della mia provincia, la provincia di Padova, che come sa seguo anche perché ho una delega provinciale al tema delle attività produttive. Agli imprenditori sta preoccupando moltissimo il tema internazionale della guerra, troppi focolai che noi abbiamo a livello internazionale.
parliamo del conflitto russo-ucraino, ma abbiamo anche in Palestina con Israele, Siria, Iran, Iraq, poi abbiamo il Golfo del Mar Rosso e quindi gli Houthi che stanno creando grandi problemi nel commercio internazionale. Abbiamo la crisi Cina-Taiwan che ha dei riflessi importantissimi e li avrà se diciamo questa escalation non si arresta. Io vedo tanta guerra e poca pace nel mondo e mi pare qua che più avanti si va con il tempo più ci si dimentica dei fumi della guerra, delle difficoltà e delle tragedie della guerra, e pare quasi che l'uomo voglia abbracciare questo demone, questa diciamo, questi influssi, queste seduzioni che il conflitto possa risolvere un po' tutti i problemi. Invece i problemi si risolvono rimanendo seduti con i piedi a terra e affrontandoli uno a uno. La guerra non risolve nessun problema, anzi li esaspera e li allarga in maniera incredibile. Infatti ne parlavamo prima proprio con Muzio, ecco, che condivide quello che lei sta dicendo, infatti vedere che faceva di sì con la testa, ma soprattutto quello che preoccupa è questa imprenditoria che stava un attimo respirando, sembrava che forse riuscivamo a uscire dal tunnel a fine 2023 perché le cose non andavano proprio così male appunto con l'import-export, poi succede quello che non dovrebbe succedere, questo dialogo che non c'è e queste guerre che continuano a macchia di leopardo, sempre più intense, sempre più preoccupanti. Ecco, da ex imprenditore come vedi la situazione, Muzio? La situazione è sicuramente critica e drammatica perché i costi aumentano sempre di più, le aziende sono tartassate, pagano il 64% di tasse, più o meno si arriva, quindi sono cifre veramente assurde. E dico la verità che il futuro non lo vedo proprio tranquillo, anche perché parlavamo prima che per esempio il rigassificatore di Rovigo, che dà circa il 12% di gas all'Italia, a breve sarà in crisi perché gli Emirati stanno bloccando le navi che portano il gas, il GNL, il metano liquido praticamente, per via degli scontri con gli Houthi, perché mandano i razzi. Se arriva un razzo su una rigassificatrice, cioè un trasporto gas, sappiamo benissimo cosa succede a quella nave, e quindi hanno bloccato tutto. Quindi cosa succede? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a breve ci sarà un'altra esplosione di bollette, di prezzo, di costi, sia per le famiglie ma anche per le imprese, perché da questo poi magari si aggiungerà qualcos'altro e avanti. Cioè la situazione è veramente... guardando questa situazione che c'è nel mondo, sembra quasi che vogliamo l'autodistruzione, perché si sta arrivando a questo livello, cioè continuamente si sta peggiorando la situazione, si sta aumentando sempre più queste guerre che sembrano come con la Russia doveva essere una cosa a lampo, in 2 minuti sistemavano tutto, invece mi sa che la Russia è quella che finora se la sta cavando meglio rispetto all'Europa, perché l'Europa qui è sempre più in crisi e quindi non lo so come andrà a finire, però la situazione soprattutto per i giovani è veramente critica. Io penso a mio nipote, cosa gli lasciamo? Abbiamo Lino da Mantova, ciao Lino. Ciao Mirella. E complimenti ai signori che ci sono in studio. Grazie. Volevo dire una cosa sola, per via della guerra, una parola sola che so da 150 anni, ma l'ho letta da 30 anni in questa parte. È sempre un discepolo di Cristo quando disse: quando verrà colui, scusi se parlo di questo, che vi dirà del mio e vi darà del suo, ho ascoltato. Quello ha detto che il prossimo secolo vi sarà la parità dell'uomo e la donna, ed era impensabile che iniziasse questo. La lingua universale, un'altra profezia, e poi tante altre. E l'ultima che dice per le guerre, quando le grandi potenze comprenderanno di essere unite, quando un aggressore vuole aggredire qualcun altro, e gli daranno un termine, 15-20 giorni, quello che è, quello si fermerà, perché non avrà più né importazioni né esportazioni del mondo. Ma le grandi potenze devono essere unite, non come adesso, che sono disunite. Quando arriveranno queste, le guerre sulla terra si fermeranno. Mi scusi, dopo volevo dire per le donne,
ma come mai che le donne italiane e europee non vanno in piazza per quelle che 74 frustate ho sentito dire a una donna l'altro giorno, un'altra l'hanno ammazzata, un'altra qui, se no sono accompagnate da un familiare non possono uscire, sempre il velo, ma sono ignoranti, perché il profeta suo, lo so chi è, non l'ha detto, la parità dell'uomo e la donna deve essere uguale, ha detto questo, ma loro per i loro interessi ignoranti fanno così. Ecco, io ho finito, signora mi scusi, complimenti della trasmissione e saluti a tutti. Grazie Lino, sempre grazie, anche Mantova ha chiamato questa mattina. Allora Sindaco, come commenta quello che ha detto Muzio, Sindaco Schiesaro, ma soprattutto la preoccupazione perché poi i cittadini quando non ce la fanno arrivano da voi, arrivano alle vostre porte perché l'unico riferimento che hanno, non ne abbiamo altri, questa politica che sta pensando più alle poltrone che veramente ai servizi alla persona. Prego Sindaco. Ma guardi, poco fa, prima di entrare in diretta, mi ha scritto un cittadina, una signora, e mi ha detto: Sindaco, sto cercando lavoro, sono una mamma, ho difficoltà e sto cercando lavoro anche part-time, lei non è che riesce a darmi una mano. Ecco, quindi il sindaco è la persona che ha più amata e più odiata sui territori, no? Perché quando i sindaci prendono decisioni sono più amati e più odiati, ma sono le persone, le istituzioni più vicine ai cittadini e che quindi il cittadino chiama, sente, viene a incontrare quando ha bisogno di qualcosa. Le posso assicurare, i cittadini chiedono la luna, i cittadini chiedono di poter vivere tranquilli, sereni, in sicurezza sul territorio, poter avere un lavoro e stare con i figli, il marito e la propria famiglia. Così che domanda a luna, ecco. E quindi i sindaci un po' cercano di mantenere, di creare questo genere di condizioni. E posso assicurare che oggi il problema delle famiglie, almeno parlo venete, parlo le mie qua di Cadoneghe, le famiglie manifestano il problema dell'inflazione, quindi questo aumento considerevole e costante di beni primari alimentari. Vedono con timore quando un'attività chiude. L'altro giorno qui ha chiuso un panificio storico a Cadoneghe, aperto da quando ero bambino, andavo a prendere i cornetti, andavo a prendere il pane, ha chiuso, è arrivato un camion e ha portato via il forno, lo ha portato in Marocco. Allora io voglio dire, scusate se parlo di questa vita di strada. No, l'ho invitata per quello. È la verità. Allora vedo che ho i brividi quando lo dico, perché viene qua, signore, mi ricordami quando andavo a togliere il pan con latte, si ricorda il sindaco che buon che era, è vero? Allora noi stiamo perdendo queste cose qua, stiamo perdendo la quotidianità. Dove si va a prendere il pane oggi? Andiamo tutti al supermercato a comprare il pane. Il mio vaso. Però Sindaco, mi scusi, voi non avete colpa, anzi direi che forse questi sindaci, anche giovani, sia uomini che donne, che ce la state mettendo tutta, perché bisogna dire la verità, forse perché siete proprio in prima linea, però vi danno sempre una coperta cortissima che non riuscite a soddisfare le esigenze che avete del territorio. Però purtroppo è questa politica che non si può dare sempre la colpa all'ultimo governo e poi passare il cerino, che ha pensato a un business infernale invece di pensare a quello che aveva bisogno ogni territorio. Ecco, io sto pensando a questi centri commerciali che nel silenzio totale della politica tutti sono nati in maniera incredibile. Ecco, nonostante ci fossero degli studi, io ne avevo uno a Treviso, dove si diceva sì al centro commerciale, ma attenzione, alla pari deve crescere il centro storico, anche se è molto delicato, dove devono crescere alla pari. Invece abbiamo sentito, per una questione di mazzette, perché questo è emerso nei primi centri commerciali, qualcuno ha visto un business colossale e sono riusciti a far morire i nostri centri storici, che erano veramente dei gioiellini, che il turista arrivava e veramente era una meraviglia, perché avevamo delle botteghe qua, gli artigiani, che tutti ci invidiavano, la creatività,
creatività. Adesso abbiamo tutte le stesse mutande, stessi calzini, stesso maglione, tutti bei soldatini vestiti uguali, ecco, con la politica, con una certa politica che sta cercando ancora di darci la linea, e non sai neanche quello che veramente è quel politico, che non si sa neanche come è riuscito a sedersi là, visto che non abbiamo neppure la preferenza, e che vuole fare anche la voce grossa, arrogante. Ad esempio, quando i giornalisti vogliono intervistarli, sono veramente anche molti quasi stizziti, ma li paghiamo noi, però li paghiamo coi nostri soldi, e tu devi rispondere alle domande che ti fa il giornalista, perché il giornalista fa il suo mestiere, e visto che non riusciamo a entrare nei palazzi perché non veniamo ricevuti, se non rarissime volte qualche associazione di categoria, qualche sindacato, però tu quando esci devi parlare. Ecco, non le sembra che ci sia un'arroganza? Io ho avuto una onorevole l'altro giorno che ha detto, ecco, non sono qua per lo sfogatoio. Sì, ma è qua con 8.000 lire al mese pagati dallo sfogatoio, però. Ecco, è che 8.000 euro al mese pagato dallo sfogatoio, che veramente in quel momento tu hai il diritto di ascoltare e di dare risposte e confrontarci. Ecco, politici che non sappiamo neppure come riescono ad avere tutte queste preferenze, perché se fanno una lista propria non sai neanche chi sono, ma il partito converge su questo. Ecco, cosa ci dice il sindaco? Perché anche qua le segreterie devono cambiare registro, devono mettere persone competenti, brave, preparate, che li abbiamo. Prego. Guardi, dove devo votare? Che la gente vuole. No, io le dico come penso. Io, per carità, sono un sindaco di un comune piccolo, medio comune veneto, Cadoneghe. Diciamo che vivo la quotidianità e lo faccio perché ho una grande passione, sono nato qua e voglio migliorare il mio territorio, cercando di farmi largo anche in questa miriade di leggi, di norme che ci sono, che di fatto danno le responsabilità a noi, ma non abbiamo gli strumenti per poter essere conseguenti alle responsabilità. Però io dico sempre, quando uno vuole fare la carriera politica, che è giusto e sacrosanto, abbiamo bisogno di politici preparati, secondo me, che portino avanti le nostre istanze, le istanze dei territori. Però dico sempre, è importante che un politico innanzitutto lavori, dipendente, partita IVA, imprenditore, è importante lavorare, in modo tale che non sia dipendente dalla politica. E secondo, prima di andare a Roma è opportuno, o a Venezia, è opportuno che facciano il sindaco, facciano l'amministratore locale, i consiglieri, in modo tale che capiscano da dove si parte, da dove parte tutto l'impianto di questo bellissimo paese che lo hanno saccheggiato. Io vedo sempre su Facebook, no? Fanno vedere le foto di com'era Padova, di com'era Bassano, di com'era Treviso, di com'era Vicenza negli anni 80, negli anni 70, primi anni 90. Erano stupende, botteghe aperte, insegne, luminosi la sera, gente elegante, a modo, che comunque consumava, si divertiva. Cosa siamo diventati? Cosa siamo diventati? Città vuote, extracomunitari dappertutto, che abbiamo una norma, abbiamo delle leggi che dovrebbero tutelare le persone civili e invece diventano scudo per le persone che vengono qua e se ne approfittano del benessere e di quello che hanno creato i nostri genitori, i nostri nonni. Ma cos'è sta roba qua? Bravo. Andiamo in centro a Muzio, Padova. perché Muzio ha voglia di replicare, prego. No, è giustissimo quello che sta dicendo il sindaco. Ormai questo paese è stato distrutto dall'immigrazione irregolare e da questa situazione, perché vediamo ogni giorno violenze, furti. Qual è il rischio? Il rischio è che poi quel povero cane, quel povero personaggio che si vuol difendere, rischia di dare in galera lui, a differenza del delinquente. Il delinquente è tutelato in tutte le maniere. E chi ha fatto tutto questo? Chi ha creato questa situazione? Una certa linea politica che sappiamo benissimo da dove arriva. E quindi questa è la realtà. Cioè questo paese si sta autodistruggendo con questo falso buonismo di poter dividere e aiutare chiunque, eccetera, eccetera. Poi vediamo quei 3 che sono morti lì in uno stabile lì a Padova, il Configliacchi.
che tutti si strappano le vesti perché ma erano tutti quanti venditori di droga, cioè hanno detto che vivevano vendendo droga, cioè ma noi dobbiamo preoccuparsi e strapparsi i vestiti di questa gente? Io sicuramente no. Quindi... Innocente da Feltre, poi continuiamo, vai Innocente. Buongiorno dottoressa, buongiorno. Io telefono da Feltre, sto ascoltando qua i sindaci che parlano e io ho 80 anni, ho fatto per 30 anni l'imprenditore, ho sempre dato lavoro a 30 persone, 40 insomma, ecco. E per 4.800 euro nessuno mi ha aiutato. Mi hanno venduto la casa a un prezzo da manicomio. Ecco quello che mi è rimasto. Ho chiesto aiuto al comune e nessuno mi ha aiutato, ma neanche per trovarmi un pezzo, una stanzetta, perché non meritavo niente. Dopo 30 anni che ho dato lavoro a 30 persone. Questa è la situazione dei nostri sindaci che tanto parlano, poi dopo alla fine della festa io ho perso la casa per 4.800 euro. Questa è la mia realtà. Non è il caso unico. Grazie Innocente, fai riflettere anche il nostro Gianfranco Muzzo. Ecco, qui però possiamo parlare delle associazioni di categoria, possiamo parlare di queste associazioni che ieri... l'altro giorno ho avuto un ospite che ha detto molte attività si sono tolte dalle associazioni di categoria, non hanno più i numeri che avevano una volta perché non erano supportate, non riuscivano a capire cosa serviva l'iscrizione, sono diventati commercialisti invece di fare l'associazione di categoria che avrebbe dovuto supportare ad esempio Innocente che ha appena chiamato, perché sono delle cifre che veramente dicono molto, ecco, fanno riflettere molto. Nunzio. Sì, cosa si può dire a questo? È la realtà, cioè le associazioni di categoria non sono più associazioni vere e proprie come erano una volta, perché io mi ricordo che avevi un problema, andavi in associazione e ti lo risolvevano, adesso sono veramente centri di busta paga, questo, quell'altro, cioè fanno tutta una parte operativa che sinceramente non ha nulla a che vedere con il vero e proprio integrazione, cioè aiuto all'impresa a supporto per qualsiasi cosa, eccetera, eccetera. Come lei sa, io faccio parte anche di un'associazione che è la Confede Contribuenti, che praticamente vediamo queste situazioni qui del signore, ce ne sono tantissime, eppure continuano, cioè vanno vendute case per una pipa di tabacco, come si dice in gergo, per delle cifre irrisorie e non c'è nulla da fare, e poi le vediamo che vengono comprate da personaggi un po' particolari che hanno sempre tanta liquidità in mano e che quindi poi con 4 lire diventano ancora più forti, perché quella casa che hanno comprato all'asta probabilmente per 10.000, 15.000, 20.000 euro, adesso dipende quando va all'asta cosa prendono, ma si sa come funziona. Cosa succede? Che quella casa lì poi la rivende a 80, 100.000 euro, pensi lei, dove in questo momento c'è una resa del genere, cioè investo 10 e ho 100, per dire, cioè questa è la situazione. Tanto è vero che i 5 più grandi miliardari della terra sono diventati ancora più ricchi 5 volte. E i poveri sono diventati ancora più poveri, 5 volte più ricchi di quello che erano. Allora Sindaco, non le sembra che sia il momento anche voi sindaci di farvi ascoltare di più, visto che avete fatto questa squadra, state facendo sinergia con altre realtà del territorio? Perché io ho molti sindaci che vengono ospiti che dicono ma i nostri politici non ci ascoltano, ecco, i nostri senatori onorevoli li vediamo molto poco e sono del nostro territorio, raramente riusciamo a parlare con loro, a parte qualche raro caso, perché fa parte del cerchio magico, perché questa è la verità, se sei nel cerchio magico forse riesci ad arrivare alla stanza dei bottoni, forse,
Cosa ci dice, sindaco? Perché poi la patata rimane a voi, la patata bollente. Abbiamo sentito Innocente, poveretto, come mai non è stato aiutato, chi doveva aiutare, perché lui fa riferimento al sindaco, ma non è arrabbiato con lei, è arrabbiato del sistema, questo sistema che è marcio, sindaco. Esatto. Noi abbiamo un sistema Italia che è marcio, noi paghiamo i parassiti e non paghiamo chi lavora. Brava. Chi lavora diventa povero, chi non lavora diventa sempre più ricco. Bravo. Ecco, capisce, sindaco, che non può continuare questo modo di agire, prego. Una volta c'era la mutua. Mia nonna diceva, ma ormai va la mutua. La mutua che cos'era? Era uno strumento, un'istituzione per i più giovani, per quelli che hanno la mia età o magari sono meno... 2 lire? Esatto, te versavano franchi, 2 lire, sapevi che se stavi male, se avevi bisogno di un'assistenza sanitaria, di un aiuto, potevi andare alla mutua. La mutua ti dava quel sostegno di cui tu avevi bisogno perché nella vita avevi lavorato e avevi versato sempre qualcosa per un domani. Dov'è finita sta roba qua? Dov'è finita? È stata distrutta volutamente? Distrutto tutto. Perché è stato distrutto? È stato distrutto con l'ideologia, con la politica, con il perbenismo, dove si dice bisogna dare a tutti, dobbiamo dare a tutti aiuto, anche a chi non ha mai versato nulla. Bravo. Noi abbiamo della gente che arriva in Italia, che è in Italia, che non ha mai versato una lira al nostro sistema economico, una lira al nostro sistema sanitario, una lira al nostro welfare sociale, e noi gli stiamo dando cure sanitarie, pensioni per vivere e mangiare, gli italiani, dando una casa, medicine, vestiti, la doccia da mangiare, da bere, da dormire tutti i giorni, e gli altri che avevamo i pensionati, chi ha lavorato 40 anni di contributi e non gli diamo 4.000 euro per salvarsi dal pignoramento bancario. Abbiamo allora... Gianfranco Valeri da Cessalto, poi continuiamo. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Nulla viene per caso. Buongiorno signor Sindaco. Signor Sindaco, lei dice tutte cose giustissime, però queste cose le sa dove le deve andare a dire anche. Quando fate le riunioni delle associazioni dei comuni, se lei fa parte dell'associazione dei comuni oppure di un'altra associazione che fa parte, e dovete dire, cioè, vede come lei sa tutte le cose della base, e quelli che sono nominati, no eletti, perché non eleggiamo nessuno, quelli che sono nominati se ne fregano, perché praticamente la Seconda Repubblica è andata a finire così. Una volta, prima di diventare onorevole uno, se si immagini, sindaco, che noi ci addestavano quando avevamo pure i pantaloncini corti, i partiti si portavano nelle varie segreterie, poi uno che faceva tutta la catena e avanti, e per una volta per andare semplice consigliere comunale, doveva avere, intanto essere una persona corretta, il partito ci metteva la faccia e tutto, poi da sindaco arrivava a consigliere provinciale, poi consigliere regionale dopo, perché le regioni sono nate dopo, e poi facevano le scale e andavano avanti. Se lei, signor sindaco, dovrebbe andare in Parlamento, non si trova d'accordo con nessuno, perché queste cose che sta dicendo lei loro non se le campano neanche sulla testa. Allora, vede, quando un piccolo caso, guardi, io avevo un socialista che era nel mio paese, che era proprio fedele al socialismo, quando è successo il patatrack, e noi si è messo a piangere, ormai è morto da tanti anni, si è messo a piangere, e ho detto, guarda, secondo me, quando avranno distrutto i partiti avranno distrutto anche l'Italia, e pertanto sono nati tutti i partiti personali e siamo arrivati a queste cose. Ecco, questo è il mio parere, buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego sindaco. Ha ragione. Cioè non è possibile, io per diventare sindaco a Cadoneghe mi sono candidato, mi sono raccolto i voti, sono andato a suonare i campanelli, mi sono fatto conoscere e sto portando avanti delle politiche.
ho sgomberato campi rom, ho abbattuto case abusive, abbiamo introdotto un sistema di welfare per chi, per esempio, come questo signore qua rimane senza casa, gli diamo 600 euro al mese a queste persone che ad essere residenti a Cadone, che mi devono dimostrare di aver versato i contributi. La casa popolare a chi ha occupato case e campi non gliela diamo, a chi ha reati penali non gliela diamo la casa popolare, devi essere residente a Cadone che da almeno 10 anni. Bravo. Allora, se noi non istituiamo un criterio di legalità, di onestà, di cultura del lavoro, dove andiamo a finire? Io ho delle difficoltà. Da chi vado? I sindaci si stanno arrangiando, ma da sempre, credo, ormai negli ultimi anni, si stanno arrangiando. Perché? Perché sono qua sul territorio, devono far quadrare un po' i conti. Ma io le posso assicurare che tutta quella delinquenza che noi abbiamo sui territori non è una delinquenza che nasce dai territori, dalla gente qua, è tutta roba importata, esatto. Roba che arriva da fuori. E quanto ci costa a noi come paese tutto questo? Io quando vado al pronto soccorso a Padova, andate a vedere al pronto soccorso a Padova chi c'è nei sedili, 20% di gente qua nostrana e tutto il resto che ha preso il pronto soccorso per una casa di ricovero perché non sanno dove andare, perché vogliono l'assistenza sanitaria pubblica. Andate a vedere che cosa c'è. Ma scusi sindaco, lei sta dicendo quello che vediamo tutti. Ma perché, sì, no, scusi, ma perché chi dovrebbe intervenire non interviene? Perché prima si dava la colpa che era la sinistra, adesso abbiamo la destra, il governo, perciò i problemi però rimangono gli stessi. Io non sento di fare passi avanti su quella che è la sicurezza, i servizi alla persona, i servizi alla famiglia. Ecco, io non sento questo, sindaco, io sento solo che siamo in campagna elettorale, che fra poco ci saranno da ricoprire certe poltrone, però quello che stanno dicendo i sindaci nessuno risponde, neppure i vostri parlamentari che sono a Roma, perché non si fanno sentire, non danno risposte neppure i sindaci che fanno queste domande. Muzio, devo correre perché il tempo è tiranno. No. Ex artigiano, azzerati gli artigiani, azzerati i commercianti, azzerati gli agricoltori. Guardate cosa sta succedendo anche in Germania, visto che si parlava solo dell'Italia, guardate cosa sta succedendo. Ecco, lei come ex artigiano cosa vuole dire? Ma cosa che dica che la situazione è drammatica per chi ha un'azienda, che deve gestire un'azienda in questo momento, ma la situazione, guardate che tutto quello che succede non succede per caso, è tutto programmato. Tutta questa distruzione sistematica del sistema produttivo Italia è una cosa preorganizzata, perché siccome non riescono a fare quello che hanno fatto con la Grecia, lo stanno facendo in un altro modo, piano piano. Adesso addirittura hanno vietato praticamente agli agricoltori di seminare il grano perché il grano inquina. Cioè, ci rendiamo conto di quello che sta succedendo in questo paese? Ma il problema è che, vede, se in questo momento qualcuno fa qualcosa di forte verso tutta questa situazione che diceva anche il sindaco degli extracomunitari che sono al pronto soccorso o quant'altro, cosa succede? Che 2 minuti dopo c'è un mare di gente che va in piazza a protestare, mentre queste persone che vanno in piazza sembra quasi che gli interessi più lo straniero che non fa nulla, diciamo, al popolo italiano che sta piano piano scomparendo, perché guardate che, se guardate bene, il cittadino italiano è sempre meno, cioè sta sempre prevaricando una situazione di aiutare altri e abbandonando i nostri. Tutto quello che viene tolto dal sistema che viene dato così apertamente in giro, viene tolto agli italiani, quindi il pensionato non riesce a fare la prenotazione, sia anche il cittadino all'ULS, quello che è per fare le visite. E perché? Perché stanno togliendo sempre più risorse per dare a altri. Questa è la situazione, ma la gente se ne accorge solo quando viene toccata, cioè perché sono tutti buoni, no? Ma quando però toccano loro, allora si svegliano, capiscono che la situazione comincia a essere difficoltosa, ma altrimenti sembra sempre che vivono su un limbo. Ah sì, ma bisogna essere buoni, sì, finché non toccano te. Quando toccano te allora capiscono che la situazione è drammatica. Allora sentiamo il sindaco, prego sindaco Schesaro.
No, questa è la verità. Cioè, non lo so, che se ci sono una montagna di norme, io adesso devo iniziare lo sgombero di un campo rom a Cadore. Vabbè, prima che incomincio ad andare dentro ore ruspe, bisogna che verifico questo. Signori, il campo è abusivo, basta. Se quella ci fosse la signora Maria Pillon de Cadone, che quella casa là che sarebbe già i vigili urbani dentro, bene, allora noi dobbiamo fare un bel passo indietro, no avanti, bisogna andare in Rio e cercare di recuperare il buon senso che ha costruito questo paese. Il bilanciamento, nella Prima Repubblica c'era il bilanciamento Democrazia Cristiana, Partito Socialista, il movimento al migrante, i socialisti, eccetera. C'era un grande bilanciamento che ha fatto crescere questo paese, hanno reso grande questo paese. Allora, andiamo un attimo indietro. Se ci sono delle norme che a livello europeo vengono stabilite, per esempio il tema dell'immigrazione o per esempio il tema dell'export, dell'import, noi siamo una regione importatrice? No, noi siamo una grande regione esportatrice di beni, di produzione, di manifattura. È chiaro che la Germania è il nostro diretto competitor. È chiaro che faranno delle norme, delle regole che vanno bene a quella industria produttiva e non all'industria veneta e all'industria italiana. Sindaco, perché abbiamo anche Belluno stamattina, hanno chiamato dappertutto. Vai Lucia! Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Niente, io ero un piccolo artigiano, io e mio marito, davamo lavoro a 18 dipendenti e un 50% di lavoro andava fuori. Tutto bene fino a quando subiamo una truffa, finiamo col denunciarla, contemporaneamente le banche ci chiudono i conti. 10 anni per avere ragione in primo grado, ho avuto ragione in secondo grado, poi ho mollato tutto, portato via a casa mio marito, portato via la mia, 3 ragazzine da crescere con l'acqua alla gola, non avevo nessun diritto. Facciamo fare analizzare da Bortoletto tutti i documenti bancari, anatocismo, risposta in tribunale, sono documenti vecchi. Questo è quello che ho avuto. Io adesso vivo con una misera pensione che mio marito pagava fior di quattrini per avere una pensione decente, un altro momento ho 1.000 euro. Va bene, vivo, per quello che rimane ho 72 anni, cosa vuole. Comunque questa è la nazione Italia, se vogliamo la chiamare nazione Italia. Io posso dire solo una cosa, noi ci hanno distrutto volontariamente, la penso io è così, perché aiuti non ne ho avuti da nessuna parte, fino a quando non avevamo una piccola difficoltà andava tutto bene, dopodiché ti hanno messo il cappio al collo, l'hanno stretto non di ammazzarti, ma di spremerti fino all'ultimo giorno della tua vita. Grazie, buona giornata. Grazie Lucia, un grande abbraccio, veramente un abbraccio a queste persone che avevano fatto grande anche il nostro paese, il nostro nord-est, il grande ricco nord-est. Sono riusciti a distruggere anche quello, non c'è più niente. Adesso qualcuno sta cercando di mettere le pezze, ma vedremo se ci riuscirà, perché c'è una burocrazia, come ha detto il sindaco, l'ha spiegata molto bene, che se anche uno vuol fare un passo in avanti deve stare molto attento, perché poi ne paga le conseguenze, perché qua ecco, pagano quelli che non dovrebbero pagare, esatto. Quelli che dovrebbero pagare, che sono tutti gli evasori, che sono quelli che hanno cambiato veramente il loro patrimonio, l'hanno dato ai figli nel momento che c'erano i processi, così sono belli, quelli delle banche sto parlando, visto che le banche ecco, dicevano che erano sempre senza soldi, sono diventate sempre più ricche. Ecco Muzio, lei da ex imprenditore, come commenta questa telefonata di Lucia, che Lucia non è ancora rassegnata, ma cosa faccio che sono da sola che combatto? È una cosa triste che purtroppo ce ne sono migliaia di queste situazioni che si sono verificate. Anch'io, per esempio, quando avevo l'azienda, io avevo 30 dipendenti, anch'io ho denunciato le banche e ho avuto quasi 1 milione di anatocismo e usura, ho recuperato una buona parte di soldi, però la situazione è questa, che
non pagano mai, cioè nel senso che anche se viene riscontrato la cosa, nessuno paga di questa gente, questo è il problema. Abbiamo terminato il tempo. Sindaco Schiesaro, come ci saluta e cosa vorrebbe dire alla Premier Meloni, visto è lei che deve decidere alla fine? Guardi, le farò un caso molto particolare. Veloce perché sono in chiusura. Sì, direi alla Premier, cara Premier, visto la tua grande sensibilità, come quella di tutto il governo, sulla sicurezza, per cortesia, facciamo una norma che inasprisca in maniera netta, chiara, senza equivoci e mandi definitivamente in galera almeno minimo 6 mesi, un anno, per quelli che spacciano lungo le nostre strade, i tunisini, gli spacciatori che negli angoli delle nostre strade vendono droga e vendono morte ai giovani. Basta con queste robe che noi li identifichiamo, li facciamo, li mando la polizia, li arrestano e l'indomani li liberano perché avevano un po' di roba in tasca. Giusto. Fate una norma, facciamo una roba seria, decidiamo una legge contro lo spaccio di strada. 2 anni di galera per chi viene beccato in strada che vende droga ai nostri giovani, alla nostra gente. Ma anche i giudici devono cambiare nelle carceri. Ha detto bene il sottosegretario Stellari, costruiamo nuove carceri. Fine, abbiamo finito, Sindaco, la inviteremo ancora, ecco, parleremo, voi sapete che i sindaci sono proprio gli ospiti più graditi perché sono quelli che veramente sanno le esigenze del territorio. Grazie anche a Gianfranco Muzza, ex imprenditore, e a Marco Schiesaro, sindaco di Cardoneghe Padova. Grazie, la posta di Mirella.